Ed è con vero piacere che apriamo il cantiere dei lavori collegato al PRIN, al progetto di ricerca di interesse nazionale che noi abbiamo battezzato Inspire. È un PRIN che si occupa di strategie di inclusione attraverso la partecipazione nel lavoro per il benessere organizzativo. Ecco, da questo lungo titolo noi abbiamo estrapolato come azione di avvio il tema della partecipazione. E per dare un'idea di come vogliamo declinarlo abbiamo anche elaborato un logo che trovate sulla locandina, che è un nodo intrecciato dei due colori, blu l'inclusione, rosso il lavoro. Quindi l'obiettivo è quello di cercare di intrecciare inclusione e lavoro. Allora, è un PRIN e quindi partecipano tante università, in particolare il gruppo ufficiale composto da 5 atenei, oltre all'Università di Udine, poi conosceremo i componenti, da me guidata come progetto nazionale. Abbiamo poi la collaborazione dell'Università di Bologna, capitanata dal collega Emanuele Menegatti, che tra l'altro è una gradita conoscenza dell'Ateneo udinese perché si è esercitato a fare il ricercatore da noi e adesso è presidente del consiglio del campus di Forlì. Poi c'è l'Università degli Studi di Milano, Milano la Statale, capitanata dal professor Alessandro Boscati, anche lui grande amico perché è il secondo PRIN che facciamo assieme, poi collabora a tanti master da EMBA ai master della sanità e quindi è conosciuto sul territorio. L'Università di Pisa guidata dal professor Pasqualino Albi, che è molto noto in questo momento come consulente del ministro del lavoro Orlando e quindi sicuramente ci racconterà anche gli ultimi avvenimenti su questi temi. Abbiamo poi l'Università di Urbino guidata dal professor Paolo Pascucci, che è il padre di un sito molto importante di cui poi ci parlerà. Non solo questi 5 atenei, ma anche altri colleghi di altri atenei, Anna Troisi dell'Università di Catanzaro, Gaetano Zilio Grandi dell'Università di Venezia e poi Zampini della Politecnica delle Marche, insomma un gruppo molto largo e anche interdisciplinare che si occuperà di questo tema. Allora, prima di iniziare, passare la parola ai saluti, voglio anche ringraziare la scuola dei mosaicisti del Friuli, che quest'anno compie 100 anni e che ci ha fatto l'omaggio di regalarci l'immagine, la bellissima immagine dedicata a un condominio che abbiamo nella locandina. Quindi li ringrazio, in particolare ricordo che è un'ideazione di Stefano Ius e che è un'esecuzione degli allievi del corso terzo del 2019, quindi grazie. Allora, subito ai saluti. I saluti istituzionali, ovviamente apriamo col padrone di casa, quindi con i saluti per il nostro rettore Roberto Pinton. I saluti sono portati dal prorettore, il professor Angelo Montanari, a cui cedo la parola. Grazie Marina. Io vi porto i saluti appunto del Magnifico, che non può esserci, ma insomma mi ha raccomandato, i miei saluti personali e i saluti di tutto l'Ateneo. Li porto appunto alla professoressa Brollo, alla professoressa Zilli e all'intero gruppo di Udine. Li porto anche a tutti gli illustri relatori che in parte insomma, sono stati richiamati e sono presenti nel programma, e anche in particolare al professor Treu. Vi dico solo 2 parole un po' dal mio punto di vista. Il tema è quello della partecipazione, più in generale mi pare il tema del rapporto tra pandemia e lavoro. Stiamo sicuramente assistendo a un'accelerazione del tempo, della storia, oserei dire, in questo momento, prima la pandemia e dopo la guerra,
Per certi versi questa accelerazione, insomma, come sempre, ha degli aspetti assolutamente negativi e degli aspetti positivi. Direi la stessa modalità secondo la quale si sta svolgendo questo convegno testimonia uno degli aspetti positivi di questa nostra esperienza. Come è stato osservato nel comunicato stampa di presentazione del convegno, la pandemia sostanzialmente ha accelerato alcune trasformazioni del lavoro che erano già in atto. Ne cito un paio. Nel mondo più della fabbrica, diciamo, l'idea della fabbrica intelligente, l'esperienza della robotica collaborativa, quindi di un rapporto tra macchine e persone che comincia a essere molto diverso da quello di un tempo, anche nell'ambito della robotica. Se guardiamo sul versante della sostenibilità, il rapporto tra la mobilità sostenibile e lo smart working, quindi lo smart working è legato appunto alla contingenza, ma è anche legato a tematiche più di fondo. Io sono un informatico, vedo chiaramente la natura ambivalente della tecnologia in questo caso, ma non solo, direi sempre, ma credo anche che la trasformazione digitale ecologica, che è un po' il tema fondamentale del nostro PNRR, rappresenti un'opportunità, pur con tutte le sue implicazioni, positive e negative, destinate a cambiare in profondità la nostra società, il lavoro e non solo. Io credo che, come sempre, occorra conoscere, studiare potenzialità e limiti degli strumenti che si sono resi disponibili, strumenti che in realtà, lo dico da informatico, stavano già lì. Diciamo, gli avvenimenti, gli eventi di questi anni hanno semplicemente portato alla luce delle cose che già dal punto di vista tecnologico c'erano e occorre conoscerle e studiarle per poter essere in grado di governarle. Mi permetto di citare un nuovo corso di laurea che abbiamo fatto partire quest'anno, molto fiduciosi, ma è anche una scommessa in filosofia e trasformazione digitale, proprio in quest'ottica di governare, di conoscere, di studiare, di governare i processi. Questo incontro, come è stato detto, inaugura un progetto di ricerca nel quale potranno essere esplorati molti luoghi e molte forme del lavoro umano, dei quali conosciamo ancora molto poco e che devono essere, direi, ripensati, ma forse ancora di più pensati, perché sono nuovi, con molta attenzione. Quindi sono sicuro che sarà un progetto estremamente interessante e di successo, e visto anche il tema, penso che sia appropriato augurare buon lavoro a tutti voi, a tutti i partecipanti, e congratulazioni. Benissimo, grazie al professor Montanari. E rimanendo sempre ai padroni di casa, sono previsti saluti del Dipartimento di Scienze Giuridiche. La sua direttrice non ha potuto essere presente oggi, ma c'è il direttore vicario, il professor Claudio Cressati, a cui cedo la parola. Grazie Marina, è con vero piacere che porto i saluti del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine e della sua direttrice, la professoressa Elena D'Orlando, che non ha potuto essere qui oggi per impegni personali. Il PRIN, un PRIN è sempre un'occasione importante, anzi direi fondamentale nella vita delle università italiane. È l'opportunità di stringere collaborazioni di ricerca tra più atenei, li abbiamo visti, ce ne sono 5 che partecipano a pieno titolo, ma ce ne sono anche altri che collaborano, ed è anche l'occasione per testare collaborazioni ampie anche dal punto di vista delle discipline coinvolte, soprattutto se il tema di ricerca è ricco, è innovativo e si presta a essere interpretato e declinato da più punti di vista. In quest'ottica possiamo dire che questo PRIN Inspire è proprio un PRIN che ispira e che ha ispirato tutti i colleghi e le università che hanno voluto farne parte, ripeto,
anche al di là delle strette diciamo frontiere dei vari settori scientifico-disciplinari, perché il tema che che indagherete e di cui oggi si inizierà a parlare è un tema appunto che collega saperi giuridici, saperi economici, saperi politici e sociologici, ma anche, come abbiamo sentito ora dal prorettore, una forte dimensione tecnologica, perché proprio dalla sfida delle nuove tecnologie che i temi della partecipazione e dell'inclusione acquistano un nuovo significato. Si è ricordata la pandemia, che ha senz'altro modificato molte categorie dei rapporti di lavoro e non solo, ma è complessivamente appunto lo sviluppo tecnologico che pone sfide, rischi, ma anche opportunità. Sfide e rischi perché alcune modalità di lavoro, di relazione tra le persone di carattere economico e non solo economico non potranno non cambiare e questo è sempre un'occasione una possibilità di rottura, di difficoltà, di timore, ma offre anche la possibilità di percorsi nuovi, di modalità nuove, non solo di relazioni personali, ma anche professionali e lavorative, che si instaurano possono instaurarsi tra persone e realtà, per esempio, molto distanti fisicamente. E questo però implica la necessità di riprendere concetti antichi ma sempre validi come quello della partecipazione, declinandoli in una nuova prospettiva, perché partecipazione e inclusione devono essere elementi suscettibili di realizzarsi anche nel nuovo contesto. Studiare queste problematiche con naturalmente la chiave di volta, la chiave che apre la porta del diritto del lavoro, ma aprendosi ad altre discipline, ad altri saperi, penso sia la cifra più significativa, più innovativa, più originale di questo PRIN. Di conseguenza grazie a Marina Brollo e grazie a tutti i colleghi del Dipartimento che si sono spesi e si spenderanno in questo progetto, grazie a tutti i colleghi delle altre università che vi partecipano e buon lavoro appunto anche da parte mia e naturalmente buona partecipazione, visto il nostro titolo, anche in termini di ricadute per la disseminazione di quanto farete. Grazie Claudio. Avendo l'opportunità di parlare ai rappresentanti del nostro Ateneo, mi permetto di fare una piccola riflessione sul PRIN, in particolare su questo PRIN targato 2020. Allora, nel contesto attuale, per un verso abbiamo questa occasione, opportunità di un'immissione di fondi per la ricerca, quindi dopo questo PRIN del 2020 ci sono stati ulteriori bandi di gara, addirittura quest'anno ne abbiamo avuto 2 uno dietro l'altro, quindi coi fondi del PNR finalmente abbiamo un nuovo finanziamento pubblico per la ricerca. Però purtroppo relativamente al nostro PRIN devo lanciare un grido di dolore. Il grido di dolore deriva dal cambiamento delle regole in corsa, nel senso che noi abbiamo progettato questo progetto avendo in mente di utilizzare i fondi in un certo modo, con certi strumenti, in particolare
assegni di ricerca per i giovani che hanno un certo costo, e quindi abbiamo fatto delle previsioni di budget sulla base di quelle regole. Nel frattempo cosa è successo? Il legislatore ha modificato la nostra legge di riferimento, la legge 240 del 2010, in particolare ha cambiato l'articolo 22, e con la buona intenzione di tutelare maggiormente i giovani ricercatori, di garantirli dal precariato, però ci ha posto dei vincoli di spesa nel senso di cancellare lo strumento degli assegni di ricerca, di introdurre un nuovo strumento che si chiama il contratto di ricerca, ovviamente con costi raddoppiati che non tengono conto del fatto che i nostri finanziamenti sono rimasti uguali. Quindi segnalo questa ambiguità, distorsione di dover usare i fondi pensati per certi tipi di spese e per certi costi, di doverli usare a finanziamento invariato per portare a termine la stessa ricerca. Quindi insomma quello che sto dicendo è che nel nostro caso, per il nostro fondo di ricerca, ci troviamo in una situazione di disagio in cui dobbiamo riprogrammare in corsa, sostanzialmente avendo a disposizione meno fondi per dar lavoro ai giovani. E quindi se fosse possibile portare questa lamentela nella conferenza dei rettori delle università italiane, segnalando appunto questo cambiamento delle regole in corsa che danneggia chi aveva fatto certi conti con altre regole. Bene, a questo punto chiedo alla regia e ringrazio tantissimo la collega, la professoressa Anna Zilli e il professor Francesco Billotta che ci stanno assistendo nella gestione di questo collegamento. Chiedo se i media ci hanno liberato il professor Treu, perché ovviamente quando hanno saputo che partecipava al nostro convegno subito l'hanno tampinato con interviste e quindi ce l'hanno preso al volo. Non è presente ancora, va bene. Allora continuo con l'introduzione a questo convegno, chiedendo la cortesia appunto alla regia di avvisarmi quando sarà disponibile. Allora, come giustamente diceva il prorettore, la pandemia ha fatto da acceleratore alle trasformazioni in corso e quindi noi dobbiamo partire dal contesto attuale di riferimento. Contesto che è caratterizzato quindi da un insieme di trasformazioni accelerate, cui si sommano le tensioni di una guerra dentro l'Europa, e ne abbiamo già visto l'effetto, l'impatto sui prezzi, e quindi una situazione molto complessa. Non solo, ma una situazione che dal nostro punto di vista aumenta moltissimo le diseguaglianze e quindi alimenta un rischio esclusione. Esclusione nel mercato del lavoro, esclusione che quindi riguarda i soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, esclusione nel rapporto di lavoro dei soggetti più fragili. Ecco, di fronte a questo contesto di esclusione, che fare? Beh, per noi è stato facile individuare la cura. Inclusione, quindi la parola magica per noi è inclusione. Così come è stato facile individuare i fari per illuminare la strada da fare. E i fari provengono dall'alto e sono ben noti, sono l'Agenda 2030 dell'Unione Europea per lo sviluppo sostenibile, che quindi mette in campo anche quest'altra parola, oltre all'inclusione, la sostenibilità. La sostenibilità con l'inclusione soprattutto delle diversità, e questo è un aspetto molto importante. E poi l'altro faro che ci illumina, è già stato nominato, è il PNR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che parla anche di un altro tipo di inclusione molto importante per i territori marginali,
l'inclusione territoriale. Non a caso l'inclusione sociale e l'inclusione territoriale è una delle priorità trasversali del PNRR, assieme, e non è un caso, al tema delle pari opportunità di genere. Allora, se questo è il contesto, se questo è l'obiettivo, perché noi ci occupiamo di inclusione? Ma da giuristi anche qua è facile rispondere, perché vogliamo porre fine a un'ingiustizia che riguarda i singoli. Però, come giustamente diceva il prorettore, questo è un progetto interdisciplinare, quindi non dobbiamo ragionare solo con gli occhiali del giurista, ma dobbiamo anche ragionare in termini interdisciplinari e renderci conto che l'esclusione in pratica è uno spreco di risorse, di talenti per la collettività, per tutti, ed è un tema che pone in primo piano la questione della qualità del lavoro. Allora, se questi sono i termini di riferimento, qual è la nostra tesi? Usando una metafora casalinga, possiamo dire che per noi l'innovazione, le trasformazioni, l'innovazione è il lievito per l'economia, per la sostenibilità dell'economia. Ma allora, se l'innovazione è il lievito per l'economia, l'inclusione, a seconda di quello che vogliamo fare, il sale o lo zucchero. Quindi è un qualcosa, l'inclusione soprattutto della diversità è il sale o lo zucchero, cioè è quel sapore che fa la differenza. Ora, l'inclusione può avere diverse dimensioni. Noi ovviamente ci occuperemo dell'inclusione sociale che si realizza anche nel lavoro, anche attraverso il lavoro. Ma il problema è come farlo. Ed ecco, come farlo è arrivato perfetto il professor Treu, che appunto in questo momento è presidente del CNEL, ma voglio ricordare che è stato un importantissimo ministro del lavoro che ha guidato le politiche del lavoro. Lo dico poi ai nostri studenti che sono presenti numerosissimi, è anche uno degli autori del manuale che noi adottiamo, e mi piace ricordare anche origini friulane, per cui cedo la parola al professor Tiziano Treu. Vi ringrazio. Io dico poche cose, però magari tenetemi informati, perché questo progetto è un progetto effettivamente molto importante in un momento difficilissimo. È vero che poi sono sicuro che deve essere un progetto interdisciplinare e deve guardare lontano, perché vedete, noi siamo stimolati a ripensare le nostre categorie, come si dice. Prima abbiamo avuto la tragedia del Covid, adesso però abbiamo un'altra tragedia. Spero che sia più un dramma che una tragedia, ma sicuramente tutto quello che sta succedendo attorno a noi, la crisi energetica, stanno veramente sconvolgendo il contesto. Quindi noi, i nostri strumenti tradizionali del diritto del lavoro e delle relazioni industriali, io parlerò in particolare della contrattazione, ma soprattutto della partecipazione, perché era questo il titolo che mi dicevate. Se noi non rinnoviamo i nostri strumenti ragguardandoli, riferendoli a questi nuovi contesti che sono veramente sconvolgenti, non solo noi avremo, come diceva Marina, una difficoltà a tenere dentro la società, cioè perderemo sempre di più le persone fragili, avremo un crescere delle diseguaglianze, ma noi non riusciremo neanche a reggere le strutture forti dell'economia, perché sono anche le strutture forti che sono cambiate in profondità. Già l'obiettivo della sostenibilità ambientale sta mettendo in crisi le strutture industriali tradizionali, e quindi questa per esempio è una delle questioni che tutti noi dovremmo affrontare insieme per non rallentare la necessaria transizione verde, ma non su questa strada lasciare migliaia di morti e di feriti, ripeto, non solo delle aree deboli, ma anche delle strutture forti, l'industria dell'auto, l'industria dell'acciaio, ma tutte le grandi strutture dell'economia italiana. Quindi
io credo che ancora di più forse di qualche anno fa dobbiamo fare questo sforzo di ripensare i nostri strumenti rispetto all'obiettivo generale che è questo della sostenibilità. Però guardate che la sostenibilità ha 3 aspetti, come sapete, nell'agenda poi 2030 ce ne sono addirittura 17 goal, cioè sociale, economica e ambientale. La mia preoccupazione adesso, credo che tutti dobbiamo pensarci, è che la spinta drammatica ad essere più verdi e a contrastare, mitigare gli effetti terribili sul clima, che quindi pone in primo piano la sostenibilità ambientale. Ecco, però non dimentichiamo che questo deve essere reso compatibile con la sostenibilità sociale, appunto non perdere per strada centinaia di migliaia di persone, e anche con la sostenibilità economica, cioè non distruggere quello che abbiamo costruito negli anni passati, che deve essere cambiato ma non distrutto. Ecco, questa era la premessa, però è una premessa che dobbiamo tenere a mente veramente, e vedete che anche il piano, io seguo molto il piano nazionale di ripresa, e state vedendo che molti dicono che bisogna cambiarlo proprio perché c'è questa ulteriore crisi. Io dico solo una cosa, ne parleremo con calma, anche voi lo dovrete considerare, perché questa era la principale iniziativa, serie di iniziative per il nostro futuro. Non è, credo, che si devono cambiare le strutture portanti, gli obiettivi sono più che mai validi, queste 2 grandi transizioni, verde e digitale, però certamente molti strumenti vanno aggiustati. Vedete che leggevo oggi che non solo l'Italia sta dicendo, la nuova forse Premier, comunque insomma il nuovo governo in pectore sta dicendo bisogna aggiustare, e non si capisce come, il PNRR proprio per metterlo in linea con questi nuovi problemi. Ma il Portogallo ha chiesto una cosa che probabilmente sarà necessario fare, cioè prolungare alcuni termini, perché gli investimenti, le spese devono non solo del piano, non solo sostenuti perché ci sono degli extra costi, ma probabilmente anche rallentati perché non ce la facciamo. Già adesso avete visto che l'Europa ha dato all'Italia 1 mese di proroga per la legge di bilancio. Ecco, questo per dire che siamo in una situazione veramente di grande difficoltà, e quindi occorre che tutti siamo coinvolti, e quindi più che mai la partecipazione deve diventare una parola seria, e non è solo la partecipazione come l'avevamo considerata tradizionalmente, no? La partecipazione nella fabbrica è più che mai adesso un problema di sia anzitutto certamente coinvolgere i lavoratori nelle innovazioni tecnologiche, perché che possono essere sconvolgenti, e per fare in modo che siano orientate, come si dice, allo sviluppo umano, ma dobbiamo coinvolgere anche insieme le strutture sociali. Attratto al tavolo di partenariato, giustamente, come anche in altri paesi, ci sono non solo le rappresentanze sociali, ma anche le rappresentanze delle organizzazioni civili di vario genere e gli enti locali. Quindi è un concetto di partecipazione più ampio e più impegnativo di quello a cui eravamo abituati una volta. Devo dire che è un momento buono per fare questa indagine, Marina, perché noi per decenni in Italia abbiamo snobbato la partecipazione, o anzi anche contrastata. Infatti è l'unico paese che non ha neanche recepito, cioè ha recepito ma poi ha fatto finta di non averlo fatto, la direttiva europea sulla società europea, che era una direttiva molto anacquata, cioè molto aperta. Vabbè, e quindi adesso abbiamo capito che la via della partecipazione è fondamentale. Il patto della fabbrica, che è già vecchio di 4 anni, ha però per la prima volta, con il consenso di tutti, detto, beh, insomma, la partecipazione è una cosa seria, bisogna che ci mettiamo a praticarla. Ecco, il problema è che dobbiamo praticarla in condizioni molto diverse. Io faccio dei titoli, poi magari se durante il svolgimento del vostro progetto mi coinvolgete qualche altra volta, volentieri, magari se sarà un po' meno oberato da queste cose, vengo anche a trovarvi, perché mi piacerebbe sempre tanto che non vengo a Udine. No, dicevo che il contesto completamente diverso, faccio solo 3 titoli. Cambia, come ho già detto, l'ampiezza e gli attori della partecipazione, che sfuma in quello che i politologi parlano di la democrazia deliberativa, cioè
i procedimenti in cui le scelte di policy fondamentali sono partecipate con forme di assemblea partecipativa, insomma una pratica che è appena iniziata in Italia ma che secondo me deve essere continuata, soprattutto in questo momento in cui c'è una crisi dei partiti, abbiamo visto come gli sconvolgimenti politici, e quindi rafforzare i procedimenti di democrazia deliberativa che coinvolgono la società civile è fondamentale anche per le cose di lavoro. Invece per le cose specifiche di lavoro di cui stiamo parlando, io credo che ci sono almeno 2 o 3 titoli, dicevo, fondamentali. Uno, dobbiamo immaginare una partecipazione nel mondo digitale, che è diversa dalla partecipazione che hanno fatto anche i tedeschi, i francesi, nell'industria, nella fabbrica storica, quella fordista ma anche quella flessibile, ma sempre, come dire, materiale. Ora siamo largamente nell'immateriale e lì occorre pensare appunto a strumenti diversi. Per esempio, si dice tutto, c'è una direttiva, la proposta di direttiva europea in generale sulla digitalizzazione, tra l'altro che è molto contrastata, era partita in un certo modo, adesso si è un po' rallentata, vedremo cosa succede, ma insomma l'idea fondamentale è che i lavoratori e il management devono insieme partecipare, unire gli sforzi affinché l'invasione delle tecnologie, in particolare dell'intelligenza artificiale, non pregiudichi il principio del controllo umano. Questo è il punto fondamentale. Era un problema che 10 anni fa non esisteva, e adesso se la partecipazione, se le forze umane non si mettono insieme per vedere questo tipo di novità, noi rischiamo di avere un grosso problema. Quindi questo è un primo punto. Secondo, abbiamo la sicurezza, nuovi rischi per la sicurezza, oltre a quelli tradizionali, perché purtroppo quelli che muoiono ogni giorno, che stiamo sentendo, sono morti sulla base, purtroppo, secondo infortuni molto tradizionali. Però lì ci sono nuovi rischi, dallo stress alla depressione, a fenomeni di massa, di disaffezione. Insomma, io non sono un esperto, ma i nostri psicologi anche qui a CNEL ci dicono: guardate che il concetto di rischio non è solo l'infortunio violento, la malattia professionale va cambiata. Anche lì, se non lo si fa insieme, io mi ricordo poco più di 10 anni fa il nuovo testo unico della sicurezza, fu un grosso sforzo collettivo e adesso è molto aggiornato. Quindi questa è la seconda area importantissima. Terza area, noi avremo delle grandi transizioni digitale, green, verde, e quindi significherà che migliaia e migliaia di persone dovranno riconvertirsi, cambiare sicuramente professione, perché lo dicono tutti, ma anche forse cambiare impresa o cambiare settore. Quindi questo è un fenomeno di massa che non è mai stato così evidente. Quindi le politiche attive di una volta hanno roba da ridere rispetto a quello che dovremo affrontare. E anche lì, in alcuni paesi, addirittura la partecipazione in questo problema della gestione dei cambiamenti del mercato del lavoro è una partecipazione addirittura di cogestione, ma non la cogestione perché qualcuno sta dentro in consiglio d'amministrazione, la cogestione perché si determina insieme l'andamento di questi fenomeni. Questa è la terza area, secondo me, fondamentale. E ultima, poi chissà quante ce ne sono ancora, che il welfare sussidiario, cioè oltre al welfare pubblico, che si è sviluppato molto a livello aziendale, dovrà allargarsi, si sta allargando ai territori. Tutto il problema dell'assistenza sociale, della sanità pubblica rafforzata dal Piano Nazionale di Ripresa deve essere però integrata da questo tipo di welfare sussidiario, e anche lì la partecipazione delle forze sociali, sia del lavoro sia civili e degli enti locali, è fondamentale. Quindi abbiamo almeno 4-5 orizzonti nuovi e quindi che richiedono modifiche anche della strumentazione e una rappresentanza delle forze del lavoro e delle forze sociali più certa. Adesso io non voglio dilungarmi, concludo, ma insomma l'idea che bisogna mettere delle regole sulla rappresentanza, sul peso della rappresentanza e quindi anche
nella contrattazione e nella partecipazione mi sembra che ormai è un'esigenza largamente riconosciuta. E il fatto che da questa esigenza non si siano ancora presi dei provvedimenti è uno dei problemi del nostro paese, però ormai ci siamo. Quindi grazie, buon lavoro, e mi scuso se sono stato così tardi e poco, però Marina, tu fra un po', quando siete avanti col lavoro, mi dite come va e io magari cerco di dare un altro contributo un po' più serio. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Presidente, ovviamente cogliamo al volo questa disponibilità, anzi rilancio, Presidente, se ritieni noi veniamo anche al CNEL a fare una ricognizione dello stato dell'arte della nostra ricerca, per cui possiamo intrecciarsi in vari ambiti. Così come ricordo che il prossimo appuntamento su questi temi del nostro gruppo di ricerca sarà a metà dicembre nell'ambito dei seminari di Bertinoro Bologna, che sono molto importanti per gli studiosi di diritto del lavoro. Allora, io stavo facendo la mia presentazione, mi sono fermata su un che fare, ma chiudo velocemente nel senso di dire che ognuna di queste 5 unità ha ovviamente declinato delle piste di lavoro, di ricerca in un'ottica interdisciplinare, con l'obiettivo di mappare anche le esperienze, le pratiche che stanno emergendo sul territorio e che, nonostante noi abbiamo nella Costituzione un articolo 46 che diciamo largamente inattuato, e lo ascolteremo dopo perché, nonostante questo però ci sono delle fioriture della partecipazione impensabili. Ad esempio, qua in Friuli abbiamo avuto un esempio eclatante che ha riguardato il posto di 500 posti di lavoro, è il caso Varsila Italia, ed è tipicamente un caso di partecipazione negata. Mi riferisco alla recente sentenza del Tribunale di Trieste del 23 settembre 22 che ha condannato l'azienda alla condotta antisindacale in quanto ha negato le informazioni preventive sulla riorganizzazione aziendale. Quindi vedete, la partecipazione è anche conoscenza, la partecipazione è poter avere le informazioni e quindi giustamente, dice il Presidente Treu, dobbiamo ragionare tenendo conto del mondo digitale perché le informazioni possono derivare anche in modi impensabili nel passato. Allora, per cominciare a battere le piste di ricerca dei nostri gruppi di lavoro, direi di iniziare con uno studioso del pensiero politico, il professor Fabio Raimondi dell'Università di Udine, che si occupa di un profilo molto particolare ma intrigante e quindi gli diamo lo spazio di apertura. Si occupa del lavoro migrante e della negoziazione simmetrica, indagando le strategie politiche per un'inclusione partecipata. A lui la parola. Grazie professoressa Brollo, buongiorno a tutti. Allora, è chiaro che in questo quarto d'ora cercherò, scusate, di esporre alcune linee che potrebbero caratterizzare la mia ricerca. Io penso anche, trattandosi ovviamente di un PRIN e di una ricerca comune, collettiva, che magari queste direttrici potrebbero anche cambiare in relazione, diciamo così, alla discussione, alle esigenze, agli input, no, alle suggestioni che mi possono venire da voi e da tutti quelli con cui riuscirò a discutere. Potrei anche dire che il professor Treu ha largamente anticipato buona parte di quello che avrei voluto dire e che quindi non ripeto, ma cerco di aggiungere qualcosa. Cerco di aggiungere qualcosa da un punto di vista ovviamente di uno studioso del pensiero politico, della teoria politica e quindi diciamo ponendomi su un piano che è quello, potrei dire, dei presupposti
affinché si possa realizzare poi concretamente attraverso interventi legislativi, attraverso scelte politiche di fondo, però quella democrazia deliberativa a cui appunto il professor Treu ha accennato, che possiamo anche chiamare democrazia partecipata o partecipativa, come si usa dire, anche se ci sono ovviamente varie modalità, varie teorie. E devo dire che in Italia in realtà c'è anche una tradizione, forse non lunghissima, di esperimenti in questo senso, a volte diciamo andati bene, a volte andati male. Chi ha una certa età potrà ricordare ad esempio che un primo momento di sperimentazione a quell'epoca davvero unica in Italia della democrazia partecipativa ebbe luogo dopo la tragedia di Seveso, alla metà degli anni 70, quando si trattò diciamo di ridiscutere i piani di riconversione, di bonifica delle aree che erano state inquinate, eccetera. Ma ci sono anche molti esempi, ovviamente non ultimo quello della TAV, non nella fase, diciamo così, della protesta chiaramente, ma nella fase dell'ideazione. Tutti questi processi possono chiaramente essere ripresi, possono servire come esempio e possono anche essere migliorati. Credo che questo sia anche un po' lo scopo. Per migliorarli, a mio modo di vedere, bisogna forse apparentemente occuparsi di cose che magari sembrano non immediatamente concrete, ma secondo me lo sono molto. Innanzitutto, affinché vi sia partecipazione e quindi inclusione in quelle dinamiche, in quei processi, non solo di contrattazione, ma anche di cogestione, come è stato detto prima, delle attività lavorative, ma anche nel rapporto sempre più stretto tra diciamo società e mondo del lavoro, io penso che una condizione fondamentale appunto per avere l'inclusione, per avere la partecipazione, una partecipazione diciamo così motivata, forte, interessata, mi verrebbe anche da dire, è il riconoscimento. Io su questa questione tenderei ad insistere un pochino, nel senso che la partecipazione, come è stato detto, si può dare ovviamente in molti modi. Si può partecipare ad un processo, diciamo così, di cogestione, di codeliberazione, di co-decisione anche in alcuni casi, in modo simmetrico, in modo asimmetrico. Uso questi due aggettivi per semplificare e per stare ovviamente nei tempi, perché anche questi si declinerebbero in vari modi in realtà, ma è credo abbastanza evidente quello che voglio dire. La simmetria prevede che tra i 2, 3, 4 o 5, diciamo così, deliberatori vi sia una gerarchia, cioè vi sia qualcuno che conta di più e qualcuno che conta di meno, qualcuno che ha magari un potere che può essere economico, politico o di altro genere, che in qualche modo alla fine ha l'ultima parola, indipendentemente a volte anche da ciò che è stato detto, proposto all'interno del processo, del percorso di costruzione della partecipazione. È chiaro che in presenza di una asimmetria, a mio modo di vedere, si può dare partecipazione, ma non è una partecipazione molto democratica. Non perché ovviamente in ultima istanza non ci debba essere una decisione e che questa decisione possa essere presa con gli strumenti di cui ovviamente tutti assieme si decide di dotarsi. Se si vota e c'è una maggioranza, sappiamo bene che quella maggioranza vale per tutti, anche per quelli che non sono d'accordo. Questo sì, ovviamente. Però il problema qui sono le condizioni di partenza. Le condizioni di partenza non possono vedere attori che sono già di per sé svantaggiati, che sono già di per sé emarginati, che sono già di per sé, come posso dire, tenuti in considerazione, mi verrebbe quasi da dire un po' per dare una patina democratica che però poi in realtà non c'è. Per arrivare ad una simmetria, ripeto, a mio modo di vedere, il riconoscimento è fondamentale. Ora, anche qui sul riconoscimento ci sono varie teorie, non è un tema nuovo nel pensiero politico,
se pensi a partire, scusate il riferimento così, ma forse è un triste ricordo per tutti, del rapporto tra servo e padrone nella fenomenologia dello spirito di Hegel. Dico triste perché abbiamo dovuto studiarlo al liceo e magari non eravamo molto contenti di farlo, ma anche arrivando ovviamente molto più vicino a noi, c'è un autore come Axel Honneth, ad esempio, che è uno degli eredi della scuola di Francoforte, che questi ultimi anni ha battuto molto su questo registro, che potrebbe essere un autore che ci può dare alcune indicazioni. Io personalmente penso che la proposta di Honneth sia un po' debole, perché è molto più un approccio morale che non un approccio prettamente politico, però questo intanto di per sé ovviamente non è necessariamente una cosa negativa, è solo un altro tipo di approccio, ma in ogni caso ci può dare delle indicazioni abbastanza importanti. Il problema del riconoscimento, ecco, dovrebbe essere un riconoscimento politico, ma allora cosa vuol dire un riconoscimento politico? Vuol dire che indipendentemente dalle, come possiamo dire, dai poteri effettivi o anche ufficiali, diciamo, che può avere una delle parti che contratta, ci deve essere un rispetto fondamentale reciproco, cioè tutti in un'assemblea. È un'antica tradizione democratica, spesso, diciamo così, non rispettata, valgono uno. Perché altrimenti non c'è nessuna democrazia partecipativa. Ci possono essere altre forme di democrazia che però noi non riconosceremo come tali, visto che la nostra comincia con la Rivoluzione francese. Allora, il punto è che il riconoscimento, cioè la parità di peso, mi verrebbe da dire, ok? Non necessariamente di autorità o di autorevolezza, ma è proprio questo il problema, è che chi ha più autorità non deve farla pesare eccessivamente. Se ci vuole la partecipazione, ci vuole il riconoscimento. Il riconoscimento vuol dire che le varie parti hanno lo stesso peso nella contrattazione, hanno lo stesso peso nella codecisione e hanno lo stesso peso nel processo di cogestione o di costruzione, diciamo così, di ciò di cui abbiamo bisogno, come è stato già detto dai precedenti, da chi mi ha preceduto in maniera molto chiara e autorevole, i processi nuovi che abbiamo di fronte, compreso ovviamente quello tecnologico, che secondo me da un punto di vista democratico presenta notevoli problemi. Perché non tutti riescono a maneggiarli, insomma ci sono una serie di questioni, le procedure sono, come possiamo dire, a volte necessariamente incanalate dallo strumento tecnico, che non è uno strumento sempre d'utilissimo, e via di questo passo. Allora, questo è un primo aspetto che si collega a questa cosa che io, in realtà non solo io ovviamente, chiamo lavoro migrante, che mi serve sostanzialmente anche qui come presupposto, come punto di partenza. Il lavoro migrante è una categoria che è stata messa a punto in realtà molti anni fa, circa una ventina, ci sono anche 2 o 3 libri che ne parlano, non si riferisce esclusivamente al lavoro degli immigrati, d'accordo? So che l'espressione può essere equivoca, però, e quindi va spiegata, ma questa è la sua sostanza. Si riferisce piuttosto al fatto che in questi ultimi anni, diciamo pure una trentina d'anni, ovviamente in modo progressivo, il lavoro, cioè la figura del lavoratore, che sia straniero o che sia anche in questo caso autoctono, diciamo italiano, visto che siamo in Italia, si trova essa stessa a spostarsi sempre di più verso il lavoro immigrato, cioè i lavoratori stanno progressivamente, un po' alla volta, vedendo erosi i loro diritti, vedendo erose appunto anche le loro prerogative, diciamo, di partecipazione appunto all'interno della vita dei luoghi di lavoro. C'è sostanzialmente una migrantizzazione del lavoro, so che è ovviamente un po' esagerato dirlo così, ma lo dico in questo modo per farvi capire insomma qual è la direzione. Allora,
Se questa che era una tendenza 20 o 30 anni fa, oggi diventa sempre più realtà, insomma, pensate a tutti i lavori che si sono precarizzati, a tutti i diritti che sono stati persi, a tutti i diritti che devono essere in qualche modo poi recuperati attraverso altre strade. Il problema del welfare a cui si faceva cenno prima, certo, il welfare integrativo è sicuramente una soluzione, ma è anche un bel problema, perché mica tutti hanno la possibilità di farsi il welfare integrativo, e quindi quella è una perdita netta di diritti. Mi verrebbe da dirla in una maniera anche qui un po' tranchant, un po' sloganistica, ma è evidente che il salario di oggi non compra più tutti i diritti che comprava ieri. E quindi questo significa che quei diritti vanno comprati in un'altra maniera, o però con quali risorse? Allora, c'è un problema quindi anche, secondo me, di, come dire, per avere quel famoso riconoscimento, partecipazione, inclusione, uguaglianza, anche un discorso che bisognerebbe fare ovviamente sui salari, però io non sono un economista e quindi lascio, come dire, il filo pendente, se eventualmente vorrà o si potrà coglierlo. Mi ricollego invece appunto alla questione del lavoro migrante, perché la questione del lavoro migrante è la condizione attuale di molti lavoratori, quelli a cui si è fatto anche cenno prima, quelli che sono esclusi o rischiano di esserlo, quelli che sono emarginati o rischiano di esserlo, quelli che sono fragili o magari lo diventano, eccetera, eccetera. Allora, queste condizioni vanno prese in considerazione, vanno riconosciute, vanno trattate letteralmente come qualunque altra condizione. Su questa base ci può essere una partecipazione che sia un coinvolgimento, diciamo così, mi verrebbe da dire anche appunto emotivo, no? A costruire qualcosa in comune. Altrimenti, se la partecipazione continua ad essere, cioè scusatemi, se i processi di cogestione, di deliberazione continuano ad essere asimmetrici, la cosa, a mio avviso, diventa molto difficile, non dico impossibile, diventa però molto difficile, e come sappiamo in condizioni di asimmetria, quello che la teoria politica, un po' di ogni, diciamo, colore ed estrazione, prevede è un'unica cosa, abbastanza ovvia e scontata, anche se pure questa ha varie articolazioni, vari livelli, cioè il conflitto. Se il problema invece appunto è cercare di evitarlo per quanto possibile, chiaramente, poi si litiga sempre e questo non è necessariamente una cosa negativa, allora, ripeto, bisogna che la strada del riconoscimento, se volete la si può articolare anche diciamo nella forma dei diritti, altro grande tema appunto a cui facevo riferimento anche prima, i diritti sono una delle modalità del riconoscimento. Se tu mi togli i diritti, significa che quello che io sono o quello che io faccio non ti interessa e lo ritieni, diciamo così, del tutto trascurabile al punto da non doverne tenere conto. I diritti invece, che non vanno solo concessi ma possibilmente vanno anche rispettati, devono essere o possono essere, ripeto, una delle modalità attraverso cui si cerca un coinvolgimento maggiore, una partecipazione maggiore. Se, come dicono alcuni, finisco subito, mi pare di non avere più tempo, vero? Chiudo subito, una battuta. Se, come dicono molti, appunto, in questi anni siamo passati dalla fabbrica al lavoro, alla società al lavoro, va bene, perché noi tutti, diciamo così, non lavoriamo soltanto nel luogo di lavoro, ma per svariati motivi, anche perché sono cambiate le modalità di erogazione del lavoro. Lavoriamo anche fuori, lavoriamo anche letteralmente, come sapete meglio di me, quando facciamo un acquisto su Amazon, quindi anche quando crediamo di dilettarci con qualcosa che magari ci procura piacere. Bene, allora è abbastanza evidente che l'apporto complessivo di tutti quanti è sempre più fondamentale. Se si vuole che questo apporto diventi una partecipazione vera in cui ognuno, diciamo così, dia o provi a dare il meglio di sé, allora alcune sperequazioni vanno decisamente corrette. Vi ringrazio molto. Grazie al professor Raimondi che già ci ha posto
un dilemma cruciale. Viene prima la simmetria, l'eguaglianza o viene prima la partecipazione? Vengono prima i diritti o viene prima la partecipazione? Probabilmente la nostra sfida è quella di farli camminare assieme, perché appunto sul lato dei diritti quello che conta è l'effettività di questi diritti e quindi questa effettività può essere perseguita anche attraverso le varie facce degli strumenti di partecipazione. Continuando a ragionare con un approccio interdisciplinare, a questo punto passo la parola a Caterina Murgo dell'Università di Pisa, ricercatrice di diritto privato che si occupa delle fonti dell'ordinamento e la pluralità degli strumenti di inclusione. Quindi abbiamo visto l'approccio del pensiero politico e adesso andiamo al cuore del problema giuridico, fonti e strumenti. Grazie. Grazie professoressa, buongiorno a tutti, ringrazio anch'io la professoressa Brollo, la professoressa Zilli e tutti gli organizzatori di questo incontro, per me veramente molto interessante. Io vorrei partire da una frase che ha utilizzato la professoressa Brollo proprio all'inizio di questo incontro. La professoressa ci ha detto che l'esclusione rappresenta uno spreco di risorse. Questo mi sembra assolutamente valido, non soltanto per quanto riguarda la materia del diritto del lavoro, ma in generale per tutti i profili, gli spazi del nostro ordinamento che possono essere caratterizzati da appunto momenti di esclusione e quindi da situazioni nelle quali si verifica l'esclusione. In particolare appunto il mio spazio, la mia indagine di ricerca è stata rivolta essenzialmente a individuare degli strumenti nell'ambito del diritto privato che sono rivolti all'inclusione di soggetti deboli, ossia di soggetti che per particolari condizioni giuridiche, sociali, culturali vengono a trovarsi in posizione di debolezza. E con riferimento in particolare alla macro categoria di quelle che sono le fonti dell'ordinamento, ho voluto esplorare uno strumento che presenta un aspetto non cogente, che è quello rappresentato dalle raccomandazioni. Quindi qual è la funzione svolta dalle raccomandazioni, qual è il presupposto di questo strumento e anche quali sono i possibili profili di intervento proprio con riferimento a quella finalità che vi dicevo, ossia l'inclusione di soggetti che si vengono a trovare in posizione di squilibrio. Con riferimento in particolare allo strumento delle raccomandazioni, abbiamo una indicazione normativa a livello sovranazionale all'interno dell'articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. All'interno di questa norma noi troviamo le indicazioni relative all'utilizzo delle fonti sovranazionali, quindi quelli che sono i regolamenti, le direttive, e poi nell'ultima parte della norma vediamo che l'ordinamento sovranazionale si riferisce alle raccomandazioni, ai pareri come strumenti non vincolanti. Ecco, proprio con riferimento al carattere della non vincolatività possiamo dire che questo appunto carattere accomuna non soltanto le raccomandazioni che hanno provenienza sovranazionale, ma sicuramente anche le raccomandazioni di fonte interna. Un altro aspetto che ho potuto verificare nell'indagine di questo strumento è quello per il quale molto spesso le raccomandazioni intervengono in profili, in spazi giuridici che sono caratterizzati dalla disomogeneità e quindi proprio nel tentativo di creare un contesto normativo, sociale, culturale maggiormente sistematico, maggiormente omogeneo, quindi nel tentativo di colmare la disomogeneità, l'ordinamento utilizza lo strumento della raccomandazione. Ancora un altro aspetto che caratterizza questo strumento è quello della assenza di cristallizzazione, nel senso che si tratta di strumenti
che sono molto spesso rimodellabili anche in considerazione del feedback ricevuto. Penso per esempio ad un caso recente che si è verificato quest'estate in Danimarca, con riferimento in particolare alle raccomandazioni emesse dall'autorità governativa che avevano come contenuto il divieto di utilizzare l'hijab all'interno della scuola primaria. Proprio in considerazione dei feedback negativi ricevuti, successivamente l'autorità ha in primo luogo corretto le raccomandazioni e successivamente queste sono state ritirate. Un altro profilo che ho cominciato ad indagare è quello che riguarda gli ambiti di intervento di questo strumento. Ebbene, molto spesso, vi dicevo prima, le raccomandazioni intervengono a tutelare soggetti che si trovano in condizioni di fragilità. Si parla oggi molto spesso di soggetti fragili, si tratta appunto di soggetti che si trovano in condizioni di squilibrio, in condizioni di debolezza, e questo può interessare ambiti sociali che sono anche molto diversi tra di loro. Penso per esempio alla tutela della salute, e in questo senso con riferimento appunto alla pandemia che ci ha accompagnato per circa 2 anni, penso per esempio alle raccomandazioni della SIARTI che sono intervenute proprio durante il lockdown il 6 marzo del 2020 e che addirittura hanno sollevato delle questioni di legittimità costituzionale e hanno richiesto una sorta di procedimento interpretativo ai fini della eventuale attuazione di quello che era il contenuto di queste raccomandazioni. Ancora un altro momento, nel quale le raccomandazioni possono produrre e in effetti hanno prodotto dei benefici in favore di soggetti che sono passibili appunto di un'esclusione, riguarda il contesto familiare. Penso per esempio al fenomeno tristemente noto e tristemente attuale che è quello della violenza domestica o violenza familiare in genere, e in questo senso penso non soltanto alle raccomandazioni che hanno fonte sovranazionale e che ci provengono dall'organismo del Grevio in relazione all'attuazione da parte dei singoli stati di quelle che sono le indicazioni provenienti dalla Convenzione di Istanbul, al quale il nostro Paese ha aderito nel 2013, ma penso per esempio anche alle raccomandazioni sempre sullo stesso tema che sono derivate da organismi indipendenti di Costituzione nazionale. Ad esempio nel 2018 in questo ambito era stata emesso proprio una sorta di report ombra da parte di un gruppo costituito da sole donne che ha operato all'interno del nostro ordinamento. Oppure ancora un altro ambito di intervento che mi è sembrato ugualmente meritevole di attenzione è quello che interessa un contesto sociale più ampio come l'ambito scolastico. Qual è l'ambito scolastico? In questo senso per esempio penso a tutte le raccomandazioni che sono andate a contrastare quelle che sono le discriminazioni legate al genere, oppure ancora ad esempio a quelle raccomandazioni che sono andate a tentare di porre un argine rispetto ad un fenomeno particolarmente diffuso ma che è stato accentuato dalla pandemia, che è quello della povertà educativa, e da questo riguardo vedremo che appunto le raccomandazioni hanno avuto proprio l'effetto di rendere maggiormente omogeneo un ambito applicativo che presentava notevoli differenziazioni nelle regioni da nord a sud. L'altro aspetto che ho iniziato soltanto ad indagare è quello che riguarda le modalità, gli spazi di incidenza di questo strumento che è appunto rappresentato dalle raccomandazioni, e in questo senso ho verificato che gli spazi di incidenza sono molteplici, perché da un lato vediamo che le raccomandazioni incidono sicuramente sull'attività del legislatore. In questo senso penso non soltanto a tutta la normativa che ha interessato la violenza familiare e domestica, a partire dalle norme del 2018 e per concludersi con quelle del 2019 e anche
le modifiche che sono intervenute successivamente, ma penso per esempio anche alla modifica molto recente avvenuta con una legge del 2021 di alcune disposizioni del Codice Civile che vanno a tutelare i minori. Penso per esempio una disposizione che è poco conosciuta ma che invece è di frequente applicazione, che è l'articolo 403 del Codice Civile, che appunto viene applicata frequentemente nel momento nel quale le corti non possono fare applicazione di quelle che sono le disposizioni che riguardano l'affidamento familiare, e tuttavia si pone l'esigenza di collocare il minore al di fuori del proprio contesto familiare di provenienza, quindi al di fuori della famiglia biologica. Questa norma è stata di recente riformata proprio dalla legge che ha poi interessato tutto il procedimento sulle persone e sulla famiglia, dalla legge del 2021, la numero 206. Ma con riferimento all'incidenza delle raccomandazioni ho verificato anche l'incidenza sulle corti in particolare, non soltanto appunto la giurisprudenza per esempio della Corte di Cassazione. Ci sono sentenze della Corte di Cassazione penale laddove proprio in presenza di situazioni patologiche del contesto familiare, piuttosto che fare applicazione del reato di abuso dei mezzi di correzione, si preferisce fare applicazione del reato di maltrattamento familiare, questo in presenza di condotte particolarmente gravi. Oppure ad esempio penso ad una sentenza della Corte Costituzionale recente dello scorso anno, del 2021, la numero 1. Con questa sentenza la Consulta ha rigettato l'istanza di illegittimità costituzionale delle disposizioni che consentono l'accesso al gratuito patrocinio in relazione a soggetti che sono danneggiati per effetto di reati particolarmente gravi, tra i quali appunto la violenza in famiglia, i maltrattamenti familiari, la violenza sessuale anche di gruppo. Ma sicuramente le raccomandazioni operano all'interno del contesto culturale, quindi sono sicuramente uno strumento destinato ad incidere sul contesto culturale. Questo per esempio lo vediamo con riferimento a quelle raccomandazioni che vanno a porre, operano nel tentativo di porre un argine alle discriminazioni legate appunto al genere. Per esempio penso alle recenti raccomandazioni dell'Istituto Nazionale dell'Informazione e della Ricerca, il gruppo dell'Istituto Indire, con riferimento proprio al contrasto alla violenza di genere. O ancora ad esempio penso a quelle raccomandazioni, dicevo prima, che hanno portato all'emersione di un fenomeno che è sempre esistito, che è quello della povertà educativa. In questa primavera come università, parlo personalmente come università, parlo appunto come Università di Pisa, come docente dell'Università di Pisa, l'università è stata chiamata a collaborare con un'associazione del terzo settore, un'associazione molto nota, Save the Children, proprio con riferimento all'attuazione di progetti che hanno interessato il contrasto alla povertà educativa. Personalmente ho preso parte a questo progetto e devo dire che è risultata un'esperienza veramente per me molto interessante, molto utile e anche formativa, ecco, dal punto di vista non soltanto culturale ma anche sociale. Quindi direi che sono diversi, ecco, gli ambiti di intervento nei quali questo strumento, che possiamo sicuramente collocare fra le fonti dell'ordinamento, può operare, e spero che con l'approfondimento, ecco, di questo profilo della ricerca possa risultare utile a tutto l'intero progetto di ricerca. Vi ringrazio. Benissimo, ringrazio Caterina, che ricordo fa parte del gruppo di ricerca dell'Università di Pisa, assieme al professor Pasqualino Albi, che ora ascolteremo. Non solo, ma mi piace anche ricordare tutti gli altri collaboratori del gruppo. Quindi nel gruppo pisano c'è anche Simone D'Ascola, Raffaele Galardi, Alberto Nicolai, Gianluca Famiglietti, Matteo Del Chicca, Enza Pelecchia e Caterina Pareo. Grazie a tutti. Allora, dopo questa interessante ricognizione sulle fonti e anche sui temi in cui emergono le fragilità e le debolezze,
andiamo al cuore pulsante del problema per quanto riguarda il diritto del lavoro. E quindi il collega e amico Pasqualino Albi ci parlerà della retribuzione e inclusione sociale. Grazie, professoressa Brollo, è un piacere incontrarci anche se ancora in modalità telematica, ed è un piacere anche dare diciamo, un inizio a questo nostro progetto di ricerca che è su un tema che rivela già dal suo titolo l'importanza e anche la centralità rispetto a questioni delicatissime sulle quali avremo modo di intrattenerci. Quindi è un piacere ovviamente potervi sentire e vedere in questa prima occasione per cominciare a discutere di alcuni aspetti, per muovere, direi, delle prime approssimazioni sul tema. Il tema di cui oggi vi parlerò quindi è una sorta di esperimento, diciamo così, della possibile angolazione visuale con la quale il contributo dell'unità pisana si potrà sviluppare e che guarda, come sapete, al profilo specifico delle fonti. Quindi in una sorta di ordine alfabetico valoriale, ovviamente io prenderò le mosse e muoverò alcune prime considerazioni che riguardano il rapporto tra inclusione sociale e retribuzione. Muoverò dai principi costituzionali e quindi farò alcune prime considerazioni su questo aspetto, con una premessa probabilmente ovvia, è che l'inclusione sociale si snoda a ben vedere lungo due presupposti: che sia garantito il diritto al lavoro e che sia garantita una retribuzione decente. Quindi questi mi sembrano due elementi che non possono mancare in una riflessione su che cosa è o su cosa deve essere l'inclusione sociale. Ora, la considerazione non so se amara che possiamo fare è che le riforme del mercato del lavoro degli ultimi decenni hanno promesso un traghettamento dal rapporto di lavoro al mercato del lavoro, e in questa diciamo nuova dimensione il lavoratore avrebbe ricevuto un nuovo quadro protettivo che lo avrebbe reso libero dal bisogno, e questo avrebbe anche restituito una minore tensione nel rapporto, no? Offrendo un riequilibrio interno-esterno. Non mi soffermo su questo profilo, ma se prendiamo la sequenza legge 92-2012, quindi riforma Monti-Fornero, Jobs Act e quindi tutto l'insieme dei decreti legislativi che compongono il mosaico del Jobs Act, abbiamo un'idea di cosa sto, con una frase meramente riassuntiva, necessariamente arbitraria perché la sintesi è sempre arbitraria, cercando di dire. Ora, che questo traghettamento dal rapporto al mercato si sia realizzato in modo efficiente e garantendo quindi quel quadro protettivo che sarebbe stato addirittura migliore di quello che era un tempo, io credo che questo obiettivo non sia stato raggiunto. Certamente dal punto di vista del nostro del nostro punto di vista del progetto di ricerca, del nostro PRIN, dobbiamo prendere atto delle difficoltà di realizzazione di un modello di inclusione sociale nel quale vi sia garanzia del diritto al lavoro e vi sia una retribuzione decente. Guardate, sul diritto al lavoro non mi soffermo, però io noto che la riflessione sul diritto al lavoro
spesso è una sorta di conflittualità con il diritto del lavoro, cioè è come se il secondo, cioè il diritto del lavoro, fosse un ostacolo per il diritto al lavoro, secondo sviluppi argomentativi che rivelano forse un eccesso di contaminazione ideologica. Però il tratto unificante, noi penso che possiamo individuare questo tratto unificante tra contratto e mercato, e se parliamo dei principi, questo tratto unificante è nella pari dignità sociale sancita dall'articolo 3 della Costituzione, dal quale muovere e in relazione al quale si può intravedere una esplicitazione nell'articolo 36 della Costituzione, quindi della norma chiave, diciamo, di cui noi abbiamo necessità di approfondimento nell'ottica della retribuzione, del suo nesso con l'inclusione, no? Quindi, perché noi abbiamo sempre detto che questa disposizione, cioè l'articolo 36, individua il carattere della sufficienza, no? Ora, io penso, lo penso da qualche anno, che il tratto della sufficienza, cioè quando la nostra Costituzione, articolo 36, ci dice che la retribuzione deve essere sufficiente, che questo tratto della sufficienza è un po' la parte che indica il tutto. Quindi la sufficienza come quella retribuzione che deve essere sufficiente perché deve garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, e questo è non solo un tema che riguarda la retribuzione, ma riguarda in generale la realizzazione di una esistenza libera e dignitosa, quindi è la parte che indica il tutto, c'è un diritto quindi del lavoratore ad una esistenza libera e dignitosa che esprime la pari dignità sociale nella trama lavoristica. E allora il punto però qual è? È che questo diritto, se volete semplicemente alla retribuzione sufficiente, che ovviamente non tradisce il tratto della proporzionalità, ma lo considera una parte del tutto, se questo diritto proietta la propria capacità di pretesa, lo fa sia nella dimensione del contratto, sia nella dimensione del mercato. Perché è chiaro che da una parte c'è il datore di lavoro, ma dall'altra ci sono anche i pubblici poteri. E questo aspetto è molto delicato perché si connette anche ad una riflessione che non si è mai veramente poi completata sui profili della sufficienza. Però fra queste due dimensioni, e cioè la proporzionalità, la sufficienza, oppure ciò che io rivendico come lavoratore nei confronti della controparte datoriale o nei confronti dei pubblici poteri, tra queste due dimensioni non ci sono delle barriere o delle separazioni, no? Quindi questo è argomento che deve essere oggetto di una valutazione, di un approfondimento. Certamente dal punto di vista storico noi possiamo dire che nel 36, primo comma della Costituzione, vi è un tratto che eccede o può essere rappresentato come in eccedenza rispetto alla dimensione contrattuale, e questo come dato storico, perché storicamente, per esempio, Montuschi ci ricordava molti anni fa che alla fine nella riflessione, no, sul 36 ha prevalso il criterio di proporzionalità e di adeguatezza della retribuzione in relazione alla causa di scambio, che ha assorbito quello della sufficienza, che è sempre stato dato quasi per scontato. Ora, questa è una prospettiva, ovviamente, una prospettiva di valutazione di ciò che è accaduto fino adesso, nella sostanza, perché la riflessione che ho appena ricordato di Montuschi, dal punto di vista dell'evoluzione giurisprudenziale, è una riflessione che è attuale. Sul piano del dover essere, ovviamente, io sono abbastanza convinto di una possibilità di osservazione diversa di questa trama, di questo tessuto che compone
il diritto all'esistenza libera e dignitosa, l'articolo 3 e la lettura attualizzata del 36, però il punto è che bisogna capire che comunque quando poi passiamo da un impianto di riflessione teorica all'osservazione di quello che accade nella realtà, noi ci rendiamo conto che nella realtà c'è una caduta verticale sul piano, diciamo, di questo nostro tema. E allora è chiaro che se non siamo in grado di garantire un livello di retribuzione decente, qualsiasi riflessione sul tema dell'inclusione sociale diventa una riflessione che è incompleta, cioè che coglie solo una parte, manca un pezzo senza il quale tutto il resto non ci può essere. Ci sono dei vasi comunicanti che ovviamente dobbiamo tenere in considerazione, quindi da un lato, diciamo, c'è il profilo del rapporto, e quindi nel rapporto il lavoratore pretende l'attuazione di quegli obblighi che gravano sul datore di lavoro, e quindi in questo senso c'è anche il profilo retributivo, e poi c'è quello che si colloca oltre il rapporto, e quindi in questo senso come effettivamente mettere a fuoco il diritto all'esistenza libera e dignitosa, alla retribuzione proporzionata e sufficiente in una dimensione che non è semplicemente quella del rapporto. Ora, andando anche, diciamo, verso le conclusioni di questo ragionamento, noi questo legame o questa duplice direzione, no, del rapporto tra proporzionalità e sufficienza dobbiamo probabilmente ricominciare a considerarlo alla luce di un'evoluzione sociale ed economica che ci pone degli interrogativi enormi. Ci sono dei nodi irrisolti, no? Io vi segnalo alcuni aspetti secondo me molto importanti. Se parliamo della dinamica del rapporto, la soluzione che è storicamente prevalsa, no, è quella sulla retribuzione proporzionata e sufficiente, è quella, come sappiamo, del rinvio, no, ai contratti collettivi. Ecco, questo meccanismo in sé, e cioè quello che ha portato da più di 50 anni ormai la giurisprudenza a ritenere l'immediata precettività dell'articolo 36 della Costituzione, e quindi per questa via a definire la retribuzione proporzionata e sufficiente come definibile attraverso le tariffe salariali minime previste dai contratti collettivi, beh, questo meccanismo può certamente continuare a funzionare, ma il problema è che questo meccanismo, e lo ricordava Treu in apertura, ne ha un altro che è totalmente irrisolto, che è quello della selezione dell'agente negoziale. Quindi, perché quando noi parliamo di questo aspetto, ricordiamoci sempre che viene in gioco quello dell'accertamento della... Quindi quel rinvio originario, già dalla fine degli anni 50, primi anni 60, della giurisprudenza, alle tariffe dei contratti collettivi, è un rinvio che oggi deve essere visto alla luce di una profonda frammentazione sindacale, con tutte le conseguenze che conosciamo, i sindacati pirata, è comunque una deriva, diciamo, di portata storica sulla frammentazione delle forme di rappresentanza e di rappresentatività, con questioni enormi che riguardano i settori o le aree che non hanno una sufficiente rappresentanza sindacale o che non l'hanno affatto. Quindi c'è poi una cosa che vorrei segnalare, che quel rinvio che la giurisprudenza opera ormai da tanto tempo è un rinvio alle tariffe minime previste dai contratti collettivi, e questo aspetto merita una riflessione, perché
guardate, oggi nell'ambito del sistema delle relazioni sindacali italiane non ci sono solo i minimi, ma se voi prendete il patto della fabbrica del 2018 che citava prima Treu, ma prendete in generale il sistema delle relazioni contrattuali di qualsiasi settore, quindi io non sto parlando solo del patto della fabbrica, perché l'obiezione che si può fare, parli del patto della fabbrica, quindi parli dell'industria, no? Confindustria, CGIL, CISL e UIL, quindi non consideri commercio, artigianato, cooperazione e la piccola impresa, quindi non consideri Confcommercio, Confartigianato, CNA, la piccola impresa Confapi, la stessa agricoltura. Ebbene, badate bene, in tutte queste realtà, se noi parliamo di retribuzione, parliamo di un qualcosa che non è il salario, la tariffa salariale minima, ma parliamo del trattamento economico complessivo o di un qualcosa che ricorda questa formula. Questo cambia tutto, perché quando noi parliamo del trattamento economico complessivo, noi facciamo riferimento a una serie di elementi che sono ulteriori rispetto al trattamento salariale minimo. Pensiamo solo ad un elemento che dal punto di vista dell'inclusione vale tutto il ragionamento, il welfare aziendale. Cioè, quando noi parliamo della retribuzione prevista dal contratto collettivo, noi parliamo di una retribuzione che non è più quella minima, ma è fatta dal TEM, se vogliamo usare il linguaggio confindustriale, e di CGIL, e poi dal TEC, cioè il trattamento economico complessivo. E qui in questo senso abbiamo letture interessanti che possiamo fare diciamo, negli studi recenti. Cioè io segnalo quello di Di Noia sui contratti collettivi, di Francesco Di Noia, che è un volume di particolare interesse da questo punto di vista. Ma poi, se parliamo della inclusività o del processo inclusivo che la retribuzione ha garantito per un lungo tratto di storia, prendiamo in considerazione che oggi l'emersione dei contratti collettivi pirata ci dimostra che quell'ipotesi classica del rinvio legge-contratto collettivo non funziona, prima di tutto. Qualcuno ha detto, ma forse la dimensione dei contratti pirata non è così ampia come può sembrare, quindi il fenomeno è molto più circoscritto di come possa sembrare. A me risulta che non sia così. E a me risulta che il CNEL sia fermamente convinto che questo fenomeno, non è che è convinto perché è un'opinione, è convinto perché riceve flussi di dati che dimostrano che c'è una forte espansione dei contratti collettivi pirata e che il fenomeno non è affatto contenuto. Però discutiamo di questo, cioè non dobbiamo partire dal presupposto che abbiamo il dato certo che è un fenomeno circoscritto oppure che è un fenomeno ormai inarrestabile e travolgente. Certamente questo problema c'è, però c'è una controprova della circostanza che i contratti collettivi pirata si sono, come dire, notevolmente estesi, o che comunque c'è un fenomeno degenerativo sul piano della retribuzione. E questa controprova è data dalla diffusione del lavoro povero, perché la diffusione del lavoro povero dimostra inevitabilmente questa tendenza degenerativa che ci porta molto lontani dal fenomeno dal fenomeno che noi vogliamo come giuristi esaminare, ovviamente anche con il concorso delle altre scienze, quindi in questo senso la scienza economica e le scienze sociali in generale. Quindi in questo senso la matrice interdisciplinare fortemente voluta da Marina Brollo è fondamentale nell'approccio che andiamo a fare su questo tema. Cioè non possiamo pensare di risolvere temi come questi solo con un approccio puramente giuridico, questo è evidente. Ora, però il lavoro povero io credo sia una spia che il meccanismo non funziona e che il livello di inclusione che il tema retribuzione non sta realizzando nel nostro paese. Chiaro, siamo tutti d'accordo, credo, che non possiamo, e qui davvero mi avvio a concludere, non possiamo sovrapporre il tema del salario giusto o della retribuzione giusta
al tema del salario minimo. Sono due cose diverse, non sono la stessa cosa. Però anche qui l'intreccio non è che non c'è, perché una volta che noi siamo giuristi e quindi portiamo l'attenzione sul fatto che un conto è parlare dell'articolo 36 della Costituzione, quindi della proporzionalità e della sufficienza come elementi inclusivi che guardano al nostro modello costituzionale e alle sue caratteristiche che sono le nostre e quindi non sono quelle di tutti gli altri paesi europei. Poi però dobbiamo prendere atto dell'intreccio, quindi la direttiva è stata approvata il 14 settembre dal Parlamento europeo, la direttiva sul salario minimo il 14 settembre di quest'anno è stata approvata, adesso a fine mese va al Coreper, poi va al Consiglio, quindi ci siamo, cioè i termini sono molto stretti. Cosa cambia questo? Probabilmente nulla se, diciamo, l'Italia si metterà in una prospettiva, diciamo così, riduttiva, dicendo vabbè, ma tanto noi abbiamo comunque i contratti collettivi, abbiamo un nostro sistema, siamo in grado di dimostrare che abbiamo un adeguato livello di rappresentatività e quindi tutto può rimanere esattamente com'è. Se parliamo però di inclusione sociale, credo che il tema del salario minimo, che va tenuto distinto dal tema del salario giusto, sia un altro tassello che va a comporre una, diciamo, risposta che l'ordinamento è in grado di dare rispetto ad un tema che rimane centrale nell'ambito del diritto del lavoro e della sua ragion d'essere, perché è evidente che l'articolo 36 della Costituzione, come dicevo prima, è chiaramente una esplicitazione del principio di eguaglianza e il principio di eguaglianza è una componente essenziale del diritto del lavoro e dei suoi meccanismi di funzionamento. Grazie. Ringrazio il professor Albi per questo intervento che ci ha portato davvero al cuore delle problematiche e ha messo in luce un'altra questione sulla quale stiamo indagando con un altro PRIN, che è quello della povertà nonostante il lavoro. Tema che sicuramente denuncia il problema della ineffettività dei diritti, non solo, ma che pone in primo piano la dialettica capitale-lavoro. È di questo che stiamo parlando quando parliamo di retribuzione. Ma ci sono altri profili molto interessanti da indagare, e in particolare c'è tutto il settore del pubblico impiego. E qui ovviamente passo la parola al professor Alessandro Boscati, ordinario di diritto del lavoro presso la Statale di Milano, e dico ovviamente perché è, tra le altre cose, anche il curatore di uno dei recentissimi commentari al lavoro pubblico. Mi piace però prima ricordare anche i componenti del gruppo di ricerca milanese. Oltre al professor Alessandro Boscati c'è il professor Renato Ruffini, ci sono poi la professoressa Paola Parravicini, Giuseppe Mautone, Marco Biasi, Caterina Timellini. E poi come ospite del gruppo milanese c'è anche il collega amico Gaetano Zilio Grandi dell'Università di Venezia, che è il presidente dell'Associazione delle Relazioni Industriali, che quindi potrà fornire dei contributi stimolanti rispetto ai temi che sollevava l'amico Albi. Allora, Alessandro Boscati interverrà portandoci un contributo sulla partecipazione per l'inclusione nel lavoro pubblico. A lui la parola. Buongiorno a tutte e a tutti. Innanzitutto un grazie sincero a Marina Brollo per avermi voluto, come dire, coinvolgere, proporre questa partecipazione a questo PRIN, che è molto sfidante per me, come sono, come dire, costruito io. Molto sfidante, un settore pubblico che senza ombra di dubbio
ha delle proprie specificità ed in cui il tema partecipativo, legato ovviamente al tema dell'inclusione, cioè le strategie dell'inclusione attraverso strumenti partecipativi, assume senza dubbio la propria specificità. Io oggi ovviamente mi limiterò soltanto ad alcune considerazioni generali, così di inquadramento di quello che un po' può essere il percorso del nostro gruppo di lavoro. E sotto questo profilo, in questo primo incontro, così farò alcune riflessioni di carattere generale e poi il tema partecipativo, così mi diletterò, tra virgolette diletterò, a dire qualche cosa sul sistema universitario, cioè la partecipazione nel sistema universitario, perché sicuramente ha delle proprie specificità. E sotto questo profilo, cioè, sicuramente non si può in qualche misura riprendere quello che è stato lo stimolo del professore Treu, cioè strumenti partecipativi e istituti di democrazia del processo deliberativo. Questo è sicuramente l'aspetto importante, cioè quanto e come i lavoratori e i loro rappresentanti concorrono per disciplinare le regole del rapporto di lavoro. Ma c'è un altro tema che il professore Albi ha indicato e che io in qualche misura due parole dirò che riguarda il tema del mercato, che nel pubblico è il reclutamento, che sicuramente ha delle proprie specificità. Ma un tema della partecipazione, un tema del ruolo del sindacato, che nel pubblico impiego deve essere letto anche alla luce di un principio che è un principio che nel privato sostanzialmente e formalmente non c'è, che è il principio di parità di trattamento. Perché sotto questo profilo sicuramente il sindacato deve avere un ruolo più importante, deve avere un ruolo centrale, perché il datore di lavoro non può, quindi il dirigente datore di lavoro non può assumere in via unilaterale delle decisioni. C'è sempre questo tema della parità di trattamento. E sotto questo profilo c'è un primo elemento di frizione, che è questo. Quando noi abbiamo iniziato a studiare, siamo arrivati ormai più di 30 anni fa a contrattualizzare, a me piace più questo, altri preferiscono privatizzare, il rapporto di lavoro, lo si è fatto perché si è detto bisogna uscire dalla logica cogestiva. La cogestione non va bene, è qualcosa che è sicuramente un elemento negativo. E quindi questo cosa ha portato? Ha portato a rafforzare nel corso di vari interventi quello che è il ruolo unilaterale del datore di lavoro, del dirigente, e quindi in qualche misura cercare di limitare il ruolo del sindacato. Ovviamente questa fase alterne, perché la riforma Bassanini 1998 l'ha accentuato, Brunetta l'ha ridimensionato, la Madia in qualche misura l'ha riaperto. Ma l'ha riaperto perché? Perché c'era un accordo del 30 novembre 2016, sottoscritto qualche giorno prima del referendum costituzionale, che portava un'apertura in questa direzione, un'apertura probabilmente alla ricerca di un consenso che poi alla prova dei fatti non c'è stato. E quindi c'è questa, diciamo, frizione di fondo che sicuramente rappresenta un dato normativo, prima ancora che fattuale, di non scarsa importanza. Se queste sono le premesse, io ho tre domande alle quali vorrei rispondere. La prima domanda è: diritti di partecipazione a che cosa? La seconda domanda è: come si concretizzano i momenti partecipativi? La terza domanda è: chi rappresenta colui che partecipa? Ora, le mie riflessioni sono così improntate prevalentemente sulla fase del rapporto di lavoro, però una cosa la devo dire sul mercato del lavoro nel pubblico, se così in qualche misura lo possiamo definire. Ora, è un mercato particolare perché è un mercato che si deve fondamentalmente basare su una formazione dei potenziali dipendenti lasciata ai dipendenti, ai potenziali dipendenti stessi. E quindi qui il tema e il problema del mercato è un tema e un problema molte volte dell'università. L'università di capire di che cosa abbiano bisogno le pubbliche amministrazioni. E sotto questo profilo credo che ultimamente la Scuola Nazionale dell'Amministrazione stia facendo qualche cosa, anche la prospettiva di prevedere dei nuovi dottorati interdisciplinari
in questa prospettiva, in questa logica. Poi c'è l'altro aspetto, la procedura concorsuale in senso stretto, perché ovviamente si parla di competenze, non conoscenze, tutti d'accordo, ma ovviamente c'è anche un altro aspetto, cioè siamo maturi per creare una corsia preferenziale per effettivamente includere coloro i quali hanno più difficoltà ad accedere? Questo è un tema politico, prima ancora che giuridico, non banale, è un tema sicuramente importante. Poi c'è l'altra questione dell'accesso nel senso di promozione, di progressione di carriera degli interni, che è un aspetto che dovrebbe rispondere alle stesse logiche inclusive, non a logiche, la dico in maniera un po' forte, di spartizione, che di inclusione non hanno assolutamente nulla. Detto questo, andando sul rapporto fondamentalmente, devo generare due ambiti mi sono focalizzato. Il primo sono ovviamente gli istituti partecipativi previsti dal contratto collettivo e il secondo aspetto è il rapporto tra questi istituti partecipativi e Comitato Unico di Garanzia. Sono i due aspetti. In maniera necessariamente veloce e sintetica. Quali sono le forme di partecipazione? Informazione, confronto e organismi paritetici. Tra organismi paritetici, in particolare, l'organismo paritetico per l'innovazione, che c'è, che è previsto per tutte le amministrazioni, ma non per le università. Perché questo, anticipa una conclusione, perché forse in qualche misura può essere bilanciato da quella che è la partecipazione dei lavoratori, stavo per dire del sindacato, perché volevo già alla conclusione, ma dei lavoratori in quelli che sono, in quella che è la governance. Sicuramente nel Senato, molte volte nel Consiglio di amministrazione, ma ancora prima lavoratori che partecipano alle elezioni del rettore. Ma ci tornerò. Sicuramente l'informazione è inclusiva e l'ultimo contratto funzioni locali l'ha ampliato. Perché? Perché i contratti 16-18 lo limitavano alle materie che avrebbero dovuto formare oggetto di confronto e contrattazione e quindi era ristretto. Oggi è ampliato anche a tutti gli atti organizzativi che in qualche misura attengono alla programmazione del fabbisogno del personale, quindi fondamentalmente, per essere un po' concreti, fondamentalmente a tutto. Dopodiché nulla escludeva che non ci potesse essere una informazione generalizzata, però insomma sul piano contrattuale c'era questa indicazione e questa finalizzazione ben precisa. Poi c'è il confronto che si attiva su certe materie che in larga misura non attengono direttamente o in maniera specifica alle questioni di cui parliamo oggi, e poi c'è invece la contrattazione, che ovviamente non è partecipazione, è altro. Rientra nel tema delle relazioni sindacali e qui, ma perché la suggestione mi ha dato il professore Treu, c'è un tema fondamentale, che è il tema del welfare, perché il contratto nazionale demanda integrativo che cosa? La definizione dei criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo. Uno spettacolo, bellissimo. Qual è il problema? Che gli ultimi contratti prevedono che i piani di welfare integrativo siano finanziati col fondo del trattamento economico accessorio e quindi vuol dire fondamentalmente che non hai assolutamente dei soldi. Non per essere autoreferenziale, ma in statale riusciamo a fare un'operazione perché? Perché ai tempi non c'era il contratto e potremmo prendere 3 milioni di euro dal bilancio. E abbiamo avuto quella fortuna. Oggi quell'operazione, la nuova governance sicuramente non la può fare. E quindi c'è un tema fondamentalmente di risorse, cioè noi dobbiamo cercare, questo è un tema delle parti negoziali, di liberare quelli che sono dei soldi per poter effettivamente finanziare queste politiche e oggettivamente, se i soldi ci sono, le prospettive di inclusione sono molteplici. E poi abbiamo, l'ho saltato volontariamente, ho detto informazione, confronto, contrattazione, ho saltato l'organismo paritetico per l'innovazione. Perché? Per l'organismo paritetico per l'innovazione, che è un organismo paritetico, che ribadisco non è previsto in tutte le amministrazioni, ha sicuramente una funzione progettuale, cioè deve aiutare a comporre, a definire quelle che sono le scelte
di carattere organizzativo sul personale, quindi lo spettro è uno spettro molto ampio. Qual è il tema e la questione che si pone? È il rapporto tra organismo paritetico per l'innovazione e comitato unico di garanzia, perché sicuramente ci può essere una sovrapposizione. Sono ancora più diretto. Ci può essere, lo virgoletto, il rischio, per essere garbato, che alla fine noi instauriamo 3 tavoli negoziali. Quello negoziale per la contrattazione, quello della commissione paritetica per l'innovazione, che è paritetica certamente, e il CUG, che è anch'esso paritetico, ma ovviamente il gioco delle 3 carte, la riproposizione dei temi nelle varie sedi, sapendo ovviamente che nella sede negoziale con l'azienda integrativa certe questioni non possono in alcun modo sfociare in un accordo, ma possono sicuramente sfociare in un impegno vincolante, con tutte le conseguenze che questo ha nel caso di mancata attuazione. Quindi sotto questo profilo credo che la cosa in relazione alla quale noi ci impegniamo nell'analisi è di capire quello che è il rapporto tra organismo paritetico e CUG, anche se in una ricerca che ho fatto insieme al compianto professore Bordogna, in realtà l'organismo paritetico per l'innovazione non è poi così esteso all'amministrazione. In alcuni casi non hanno neanche un'idea particolare di cosa sia, ma proprio perché lo ritengono una duplicazione del comitato unico di garanzia. Quindi questo è un po', come dire, lo scenario in relazione al quale lavorare. C'è un tema di metodo e di merito in relazione a quelli che sono i vari scenari e i vari ambiti. Se questo è il scenario generale, 2 parole su quello che è il tema università. Allora, l'università, noi sicuramente abbiamo che cosa? Una partecipazione dei lavoratori nel senato accademico, il più delle volte nel consiglio di amministrazione, oltre a quello che ho già detto del ruolo del personale tecnico amministrativo nella elezione del magnifico rettore. Ora, i 3 temi sono apparentemente disgiunti, ma soltanto, come dire, a chi non ha masticato un po' di università capisce che invece sono intrinsecamente legati. E sono intrinsecamente legati perché? Perché innanzitutto dipende dal ruolo che il PTA ha avuto, il personale tecnico amministrativo ha avuto nella elezione del rettore, per quanto riguarda le scelte che verranno fatte, per quanto riguarda senato accademico e consiglio di amministrazione. Perché ho letto recentemente un bellissimo saggio di un giovane studioso che ho apprezzato molto, ma che però insomma pecca un po' di ingenuità, perché dice queste regole riflettono la sensibilità democratica con la quale si è concepito l'assetto della governance. Sì, forse, ma credo che in fondo riflettano una cosa molto più concreta, cioè quello che è l'assetto di poteri all'interno delle singole università. Il che vuol dire che se è vero che in astratto sia per quanto riguarda dal Senato, sia per quanto riguarda questa amministrazione, più il Senato non CDA, laddove si prevede che i lavoratori siano eletti democraticamente all'interno della comunità complessiva dei lavoratori, costituisce una forma di partecipazione forte, perché vai nella governance dell'università. Dall'altro lato c'è da chiedersi se A, sia effettivamente forte, e B, se effettivamente c'è lavoratori che eleggono altri lavoratori. Forte credo che non sia forte, e ve lo dico sinceramente perché numericamente c'è una minoranza, e credo che l'altro aspetto è che sono eletti dai lavoratori, ma fondamentalmente sono di estrazione sindacale. Cioè è sempre, non è una cosa negativa, però è una cosa di cui bisogna raccontarsela fino in fondo com'è. Stessa questione per quanto riguarda il
consiglio di amministrazione. Quali soluzioni sono ancora più diverse, diversificate? Per esempio, il CDA di Ca' Foscari dell'amico Zilio Grandi ha tantissimi componenti esterni. Noi in statale abbiamo meno componenti esterni, mettiamolo in questo modo. Ma qui qual è l'elemento? L'elemento che sposta la questione è come lo statuto dell'università effettivamente disciplina quella che è la nomina, perché sempre c'è una commissione, poi è il Senato che esprime un parere, in alcuni casi è definito direttamente sul metodo elettivo, ma i soggetti rappresentati sono sempre soggetti legati al sindacato. Molte volte sono soggetti ex componenti RSU che sono chiamati a svolgere questo altro più importante ruolo per la loro maggiore esperienza e maggiore conoscenza di quello che è il mondo universitario. Se questo è, diciamo così, lo scenario generale e particolare per quanto riguarda le università, ecco, io credo di essere stato ampiamente nei 15 minuti, mi avvio a dare le tre risposte. Le tre risposte è partecipazione a che cosa? Beh, partecipazione oggi a quella che è la organizzazione del lavoro, ma in quale misura? Una organizzazione del lavoro che sconta il fatto che c'è un privato datore di lavoro che è il dirigente che deve agire in via unilaterale e quindi l'istituto partecipativo ha sicuramente un ruolo centrale, ma deve avere un ruolo effettivo di proposta dell'intero plesso di lavoratori. E purtroppo, molte volte, sarà una ex parte pubblica che parla, però questo lo devo dire, c'è una sorta di autoreferenzialità. Cioè non vengono posti effettivamente i temi dell'inclusione, vengono posti i temi, come dire, di spettro diverso, o meglio, un'inclusione uti singuli, cioè il problema del singolo che viene portato a livello. Però sicuramente il quadro normativo è un quadro che ci sfida ad andare in questa direzione. Secondo profilo, come si concretizzano i momenti partecipativi? Beh, sicuramente la partecipazione debole, o quella che è chiamata partecipazione debole, informazione e confronto, è presente in tutte le amministrazioni. Ma anche in questo caso, è effettivamente debole oppure no? È effettivamente debole nella misura in cui non puoi vincolare la controparte pubblica, cioè la parte pubblica, ma è forte nella misura in cui tu riesci a portare un'effettiva progettualità. Ed è questo che molte volte manca, una sfida all'innovazione. Questa sfida all'innovazione non c'è soltanto nel privato, c'è anche nel pubblico. E il lavoro da remoto ha dimostrato che questa sfida all'innovazione è stata proprio vista nel modo sbagliato. Non è stata vista come opportunità, ma è stata vista molte volte come privilegio. E questo è un aspetto che francamente credo debba essere rivisto, se effettivamente vogliamo parlare di una politica inclusiva. Poi abbiamo quella che invece è la partecipazione forte all'università, alla governance, e vi ho già espresso il mio parere. È forte, ma è forte fino a un certo punto, perché, come ha detto il professore Raimondi in apertura, se c'è un tema di paritarietà, o ci deve essere meglio un tema di paritarietà, e siccome 2 è uguale a 2, ma 2 non è uguale a 18, e voglio dire i 2 rispetto ai 18, fossero anche 5 su 18, ovviamente hanno scarsissima voce in capitolo. Quindi è una partecipazione forte che a livello universitario si gioca di più per quanto riguarda l'elezione del rettore e non per quanto riguarda la gestione. Dopodiché che cosa accade? Che ovviamente nel momento in cui tu in qualche misura aiuti
ad un certo risultato nell'elezione, beh, nella gestione un occhio di riguardo l'hai. Ma l'hai perché? Perché tu come governor sei debole, perché altrimenti non avresti bisogno di fare questo. Terza domanda alla quale rispondo. Chi rappresenta colui che partecipa? Ma allora la risposta è scontata, vuol dire, è banale. Vuol dire, la risposta banale e scontata è rappresenta le esigenze dei lavoratori. Ma anche qui io poi sono molto diretto e molto cinico, ma molto cinico, sono molto, credo che le cose vadano raccontate come sono. Quali lavoratori? I lavoratori che hanno effettivamente bisogno di politiche di inclusione o d'altri? Beh, credo che il mio pensiero, da quello che ho detto fino adesso, sia, e quindi la mia conclusione sia abbastanza evidente. C'è un rischio che vengano rappresentati i soliti noti, cioè che non ci sia questa spinta verso il nuovo. Questo è il grande elemento, e le politiche inclusive presuppongono una sfida al nuovo. E questo non c'è. Ma attenzione, la sfida al nuovo non c'è perché c'è anche un altro aspetto che aleggia sopra, perché c'è il sindacato, c'è l'amministrazione, ma c'è anche un tema di responsabilità contabile, perché le politiche inclusive costano molte volte e c'è sempre la paura di spendere male, perché se spendi male la Corte dei Conti in qualche misura interviene. E quindi, concludo, credo che al di là delle regole, che le regole ci sono, non è sempre colpa delle regole in questo paese, ma le regole ce ne sono, anche troppe ce ne sono, ok? Andrebbero applicate. Credo che bisogna girare, switchare, se usiamo un termine milanese, milanese che non è milanese, verso quella che è una effettiva politica inclusiva. Perché Rosa Brollo, e chiudo, ha detto all'inizio una parola: effettività. È questo il problema che si pone. Perché l'amico Albi giustamente ha fatto questa bellissima relazione sul salario minimo. Io, come dire, il diritto ho un'idea un po' diversa, ma questo non conta. Ma il tema di fondo, però, che cos'è? È un tema di effettività. Perché ci sono certamente i contratti pirata, ma ci sono anche i contratti non pirata che non sono in alcun modo applicati. E se noi vogliamo ampliare poi il tema del salario, e allora nel pubblico si apre un mare magnum per il semplice fatto che il tabellare senza TEM, TEC, eccetera, eccetera, è uguale in tutto il territorio nazionale con un costo della vita diverso e senza un integrativo che possa bilanciare quello che è. E quindi questo è un altro tema inclusivo, perché chi viene a lavorare alle pubbliche amministrazioni e dobbiamo, ma questo è nelle cose, e quindi l'inclusione significa anche l'inclusione in una logica di interesse pubblico complessivo, significa anche pensare a quelle che sono queste politiche. Scusate se sono andato forse 1 minuto e mezzo oltre, vi ringrazio e soprattutto ringrazio Sabrolo ancora una volta per avermi coinvolto. Grazie Alessandro e grazie per averci regalato questa bellissima relazione che dà conto della teoria, di un'importante teoria relativa alla partecipazione per l'inclusione nel settore pubblico, ma soprattutto alla pratica, cioè cosa accade in realtà. Quindi cosa succede, quali sono i rapporti di forza, quali sono quindi le condizioni reali, lo stato dell'arte del tema della partecipazione nel pubblico impiego. Ed è un tema molto importante anche perché ha messo in luce un'altra parola chiave che incontreremo nel nostro percorso di ricerca, che è quello dell'organizzazione. Sicuramente noi dovremo affrontare il tema della partecipazione organizzativa, cioè credo che siccome vogliamo declinare e abbinare partecipazione, innovazione e inclusione, siccome vogliamo mettere assieme queste parole, non c'è dubbio che l'organizzazione rappresenta un tassello chiave
chiave sia per le esigenze dei singoli lavoratori, sia per le esigenze dei singoli contesti di lavoro, perché dobbiamo ragionare in termini di declinare delle regole su misura dal punto di vista soggettivo per le persone, su misura dal punto di vista oggettivo per i contesti aziendali e ambientali e territoriali. Ecco, parlando di lavoro pubblico e quindi di un campo di gioco privilegiato, come abbiamo sentito per il tema della partecipazione, andiamo a un altro tema che secondo me sta proprio nell'occhio del ciclone, il tema della sicurezza. E lo sta non solo per la pandemia, ma lo stava già prima, perché è un tema trasversale al settore pubblico e al settore privato. E anche qui ovviamente di sicurezza sul lavoro non può che parlarci il professor Paolo Pascucci, ordinario di diritto del lavoro presso l'unità di Urbino. Poi capirete perché è lui il principale referente su queste tematiche. Prima però voglio ricordare anche i componenti del gruppo di ricerca dell'unità di Urbino, che oltre a Paolo Pascucci che li guida sono Angelo De Logu, Chiara Lazzari, Luciano Angelini e Martina Vinceri, in prestito dall'Università di Bologna. Quindi con vero piacere cedo la parola al collega e amico Paolo Pascucci che interverrà in tema di il modello partecipato di prevenzione del decreto legislativo 81 del 2008, il testo unico sulla sicurezza, e il benessere organizzativo. E di questa tematica ci illustrerà luci e ombre. Grazie Paolo. Grazie, buongiorno a tutti, spero mi sentiate. Dico subito grazie anch'io a Marina Brollo e ad Anna Zilli per il coinvolgimento del nostro Ateneo in questo print molto interessante, e dico anche subito che a breve sul sito del nostro Osservatorio Olympus sarà presente online la sezione che abbiamo creato per ospitare tutti i materiali di questo print, per cui sarà possibile poi accedere a tutte le documentazioni che ogni unità di ricerca inserirà all'interno di questa sezione. Per la verità, avendo ascoltato la bella relazione di Pasqualino Albi, mi sarebbe venuta voglia di parlare di un tema che a me è stato molto caro, avendolo trattato nella relazione del congresso AIDLAS del 2018, quello della giusta retribuzione, e però del resto lo stesso professor Treu diceva stamani che il tema sicurezza non può essere eluso, e chiaramente io non posso uscire dal seminato e quindi mi mantengo sul tema della sicurezza, anche se in realtà credo che il mio intervento possa fare da pandanta a quello di Pasqualino, perché io leggo in qualche modo la questione dell'inclusione e poi degli strumenti di partecipazione non tanto, per così dire, come opportunità di ingresso nel rapporto di lavoro, ma penso soprattutto alla dimensione dell'inclusione di soggetti che sono già all'interno del rapporto di lavoro e che, così come per altro verso coloro che hanno un salario povero, in sostanza, sono coloro che poi godono di scarsi diritti dal punto di vista della propria salute e sicurezza. Tema, come sapete, quanto mai diffuso e attuale. E devo dire che del resto lo ha rimarcato la stessa Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza, il tema dell'inclusione nel lavoro ha una rilevanza particolare nel momento in cui lo colleghiamo e lo finalizziamo alla promozione della salute di chi lavora intesa come benessere organizzativo, vale a dire, secondo ormai una definizione classica in letteratura, la capacità di un'organizzazione di promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori in ogni tipo di occupazione. Purtroppo, lo sappiamo, finora la tutela della salute di chi lavora è stata essenzialmente concepita in termini di semplice assenza di malattia o di infermità.
e non invece come volta anche al perseguimento di uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, come la vecchia e classica definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha tramandato e come il nostro decreto legislativo 81 ha recepito per tabulas nelle proprie norme, il che fa sì che ormai si debba ritenere che questa nozione di salute estesa ed ampia abbia, a mio avviso, una portata precettiva e non soltanto programmatica. Per utilizzare dei termini cari a noi giuslavoristi, io dico che la salute sul lavoro è purtroppo ancora troppo spesso interpretata in chiave difensiva e non espansiva. In altri termini, la salute è sovente intesa come un concetto statico e non dinamico. E se da un lato la salute sul lavoro non può non proiettarsi verso la dimensione del benessere organizzativo, come peraltro emerge sempre in chiave precettiva dalle norme del decreto 81 volte esplicitamente alla valutazione e alla prevenzione dei rischi psicosociali, come per esempio quelli collegati allo stress lavoro correlato, ma come a ben guardare, a mio avviso, si evidenzia anche dal fatto che lo stesso obbligo di valutare tutti i rischi ricomprende anche quelli non menzionati esplicitamente, come quelli per esempio connessi alla violenza o alle molestie sul lavoro, come predica la Convenzione dell'OIL numero 190 del 2019, io credo che dall'altro lato sia evidente che l'obiettivo del benessere organizzativo possa essere credibilmente perseguito solo valorizzando la più ampia partecipazione dei lavoratori alle dinamiche aziendali. Cito qui un caso pratico, sostanzialmente, un fenomeno di stringentissima attualità, cioè la necessaria partecipazione dei lavoratori e non solo dei loro rappresentanti per poter adeguatamente individuare i rischi connessi alle aggressioni al personale sanitario e per la relativa valutazione. Se non c'è un coinvolgimento dei lavoratori è praticamente molto difficile individuare questi rischi. Per la verità, sebbene sulla scorta della direttiva quadro europea del 1989 la partecipazione sia ormai divenuta un connotato prescrittivo indefettibile di qualunque sistema di prevenzione aziendale dei rischi da lavoro, come d'altronde emerge dalla nostra legge ma anche dalla nostra giurisprudenza ormai, essa tuttavia resta ancora assai debole, in quanto sconta purtroppo un altro tasso di ineffettività. E qui ritorna la parola magica che è stata evocata anche da Alessandro. Di qui l'esigenza sempre più pressante, di cui ci faremo carico nella nostra unità di ricerca Urbinate, di analizzare gli strumenti della inclusione partecipata esistenti al fine non solo di verificarne l'effettività, ma anche di accertare se sia realisticamente possibile elevare i livelli di partecipazione e inclusione dei lavoratori andando oltre, diciamo, quelli minimi garantiti per legge. Una partecipazione che è affidata ad una serie di strumenti che agiscono sia sul versante individuale sia su quello collettivo. Se poniamo l'accento sulla dimensione individuale, che peraltro è strettamente collegata anche ad una dimensione collettiva, io credo che una particolare attenzione vada posta sullo stesso ruolo partecipativo del lavoratore quale soggetto che, oltre ad essere il destinatario della tutela, è altresì chiamato non solo ad una semplice cooperazione creditoria con il datore di lavoro in tema di salute e sicurezza, ma anche ad un vero e proprio ruolo attivo nell'ambito del sistema partecipato di prevenzione aziendale, nel momento in cui deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone che operano accanto a lui sul luogo di lavoro, come prevede il decreto 81, anche relazionandosi attivamente con gli altri attori di quel sistema sulla base, dice la legge, della formazione ricevuta, secondo quindi un principio di ragionevolezza. Un profilo, a ben guardare, che è inesorabilmente destinato ad acquisire crescente rilevanza nei nuovi scenari di organizzazione del lavoro, caratterizzati dalla sempre crescente fluidità dei tempi e soprattutto dei luoghi di lavoro, come avviene per esempio nel lavoro agile. Sul piano collettivo il riferimento è innanzitutto alla rappresentanza collettiva dei lavoratori che conduce, secondo le indicazioni contenute già nella direttiva quadro, a una forma di partecipazione equilibrata dei lavoratori tramite le loro rappresentanze aziendali, territoriali o di sito produttivo. E in questo quadro, se si volge lo sguardo alla situazione pandemica, che peraltro non si è ancora esaurita, un rilievo particolare hanno assunto anche quei comitati previsti dai protocolli anticontagio che hanno realizzato una forma di partecipazione non solo paritaria tra rappresentanza specialistica e rappresentanza generalista dei lavoratori,
ma può essere stata aperta anche a livelli istituzionali, con possibili sviluppi che possono andare anche oltre l'emergenza e nella più ampia prospettiva della responsabilità sociale d'impresa, soprattutto per quanto attiene all'implementazione di quel concetto di salute circolare che fa leva sulla permeabilità tra ambiente di lavoro interno e ambiente esterno all'impresa e che rappresenta ormai un aspetto centrale nel dibattito sull'economia sostenibile, rendendo pressoché inevitabile l'adozione ad un approccio integrato al tema della salute, anche alla luce proprio di quella fluidità di tempi e luoghi di lavoro cui facevo cenno poc'anzi. Strettamente connesso al tema della partecipazione collettiva vi è altrettanto qui importante quello della pariteticità, che nel disegno legislativo rappresenta una dimensione strategica della partecipazione e che può essere riguardato sotto due profili, sinora peraltro scarsamente valorizzati nella prassi. È peraltro evidente come sul ruolo degli organismi paritetici pesi un vero e proprio macigno, cioè quello dell'incerta genuinità di non pochi di tali soggetti che evidenziano sostanzialmente tutta l'urgenza di quel repertorio degli organismi paritetici che il recente decreto legge 146 del 2021 ha opportunamente previsto e del quale siamo, credo, ancora in attesa. Il primo profilo della pariteticità attiene, come sappiamo, all'attività di supporto che secondo l'articolo 51 del decreto 81 gli organismi paritetici possono svolgere a favore dell'impresa per realizzare un adeguato sistema di prevenzione, tra cui, densa di interessanti sviluppi, anche secondo me sul versante giudiziario, potrebbe rivelarsi l'asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro, modelli che al di là della loro pur fondamentale rilevanza ai fini dell'esonero della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 231 del 2001 in caso di gravi infortuni sul lavoro, costituiscono peraltro un metodo imprescindibile per adempiere i complessi precetti prevenzionistici e che, a ben guardare, fanno leva sull'effettiva partecipazione di tutti gli attori del sistema fin dalla decisione iniziale di adottarli, in primis dei rappresentanti dei lavoratori. E proprio a proposito dell'asseverazione di tali modelli organizzativi da parte degli organismi paritetici, emerge a mio avviso un aspetto quanto mai innovativo ed originale della partecipazione. Infatti, per il rilascio dell'asseverazione, gli organismi paritetici si avvalgono di commissioni paritetiche tecnicamente competenti, che, come gli stessi organismi da cui promanano, non sono propriamente soggetti terzi, indipendenti o neutrali, bensì l'espressione congiunta delle due istanze di rappresentanza di interessi che vengono in gioco, le associazioni dei datori e quelle dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. Orbene, l'attività tecnica di supporto alle imprese e di asseverazione dei modelli organizzativi si svolge dunque in un sistema, in una logica di bilateralità, o se si vuole nella cornice del controllo sociale bipartisan. Una bilateralità e un controllo sociale che sono legittimati dall'adesione volontaria dei datori di lavoro e dei lavoratori e correlativamente dalle loro istanze di rappresentanza collettiva. Lungi dal corrispondere agli organismi formalmente terzi e neutrali che normalmente certificano i sistemi di gestione, la Commissione Tecnica Paritetica costituisce allora lo strumento mediante il quale il sistema della bilateralità può intervenire a verificare la bontà organizzativa in materia di sicurezza sul lavoro di un'impresa che aderisce a tale sistema bilaterale. Ma se è così, è vero pure che tanto la Commissione Tecnica Paritetica quanto l'organismo paritetico da cui essa promana, ancorché espressioni congiunte delle parti in causa, nel momento in cui si ergono ad asseverare la bontà organizzativa dell'impresa, tendono ad incarnare un modello di partecipazione che non può non rivelare anche un originalissimo profilo di terzietà ed indipendenza, in quanto proiettato verso la tutela di un bene, come quello della salute e della sicurezza di chi lavora, che è un bene comune tanto dei lavoratori quanto dell'impresa. Non dovendoci mai dimenticare che un'impresa improntata al benessere organizzativo, oltre ad includere effettivamente i propri lavoratori, ha maggiori chance di successo dal punto di vista della qualità del processo produttivo e dei suoi esiti.
L'altro profilo legato alla pariteticità riguarda il fatto che, come prevede sempre il decreto 81, gli organismi paritetici rappresentano sedi privilegiate per l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, cioè a dire soluzioni organizzative e procedurali volontariamente adottate e validate dagli organismi pubblici a ciò preposti, a conferma della natura della salute quale fondamentale interesse collettivo, come predica l'articolo 32 della Costituzione. Peraltro la tecnica delle buone prassi rileva e merita di essere analizzata, a nostro avviso anche secondo una ricerca empirica, non soltanto con riferimento a quelle che siano state validate dalla Commissione Consultiva Permanente, bensì anche a quelle più diffuse, non oggetto di validazione, e adottate all'interno dell'impresa o negoziate sul piano collettivo, sia che abbiano uno scopo preventivo o protettivo. E al riguardo va rimarcato come anche la contrattazione collettiva aziendale sia divenuta la sede di misure prevenzionistiche ulteriori riconducibili a buone prassi, molto spesso volte a favorire e promuovere la partecipazione degli stessi lavoratori, dovendosi sottolineare come nei contratti collettivi delle realtà di maggiori dimensioni spesso emerga la tendenza a coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti anche attraverso la creazione di specifiche commissioni tecniche bilaterali per la sicurezza, non previste per esempio dalla legge. Si tratta di misure aggiuntive la cui rilevanza giuridica meriterebbe di essere analizzata, specie per quanto riguarda la loro eventuale trasposizione nel documento di valutazione dei rischi, cioè quando, in virtù del principio di autonormazione, esse possono acquisire quell'efficacia e quella coercibilità di cui altrimenti, specie se la buona prassi non è validata, potrebbero forse essere prive. Fermo restando quello che prevede una norma del decreto 81, l'articolo 302 bis, in merito al potere dispositivo degli organi ispettivi in merito alla non corretta adozione delle buone prassi. Ora, l'importanza della concezione ampia e integrata di salute che ho già richiamato emerge anche con riferimento alle situazioni di disagio e di fragilità, in quanto limiti alla piena realizzazione ed integrazione del lavoratore, come ha evidenziato chiaramente la vicenda dei cosiddetti lavoratori fragili durante l'emergenza pandemica. In questa prospettiva una particolare rilevanza, anche ai fini della nostra ricerca, è assunta dagli strumenti di inclusione partecipata nella fase di gestione del rapporto di lavoro, con riguardo a situazioni di fragilità legate allo stato di salute dei lavoratori, tanto al di là in assenza di specifici riconoscimenti giuridici, quanto formalizzate come disabilità ai sensi della legge 68 del 99, peraltro con riferimento alla fase dell'inserimento lavorativo mirato. Inevitabile a tal fine è il riferimento anche allo smart working, nato come strumento volto a promuovere la conciliazione vita-lavoro e la competitività, ma divenuto anche strumento di inclusione dei fragili nell'organizzazione, essendo interessante verificarne la potenzialità di utilizzo a tal fine anche a prescindere dai contorni dell'emergenza pandemica. A questo proposito una particolare attenzione va data alla questione degli accomodamenti ragionevoli, previsti dal decreto legislativo 151 del 2015, cioè a dire le facilitazioni organizzative che, come sappiamo, sono anche finanziariamente sostenute dall'INAIL, che sono volte a favorire l'esecuzione di una prestazione lavorativa che è diventata altrimenti difficile, quando non addirittura la conservazione del posto di lavoro in caso di sopravvenuta inidoneità psicofisica del lavoratore. Sono strumenti che a ben guardare sono tipicamente finalizzati a sostenere l'inclusione quando questa è minacciata addirittura sotto il profilo della perdita del posto di lavoro. Strumenti che tuttavia non possono non presupporre, a mio avviso, valutazioni e decisioni partecipate con il coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori. E altrettanto si dica per altri strumenti attinenti alla sfera della salute dei lavoratori, tra cui tutte le misure di welfare aziendale, che sono state peraltro prima ricordate, che promanano dalla contrattazione collettiva specie di secondo livello, nonché quelle buone prassi legate agli specifici rischi connessi a fattori soggettivi, penso all'età, al genere, all'identità sessuale, a rischi psicosociali come il mobbing o la violenza di genere, o che promuovono percorsi formativi ad hoc per il reinserimento dopo i periodi di astensione per maternità,
o che favoriscono in tal senso anche la flessibilità oraria o l'utilizzo del part-time. Tutte misure volte sostanzialmente a rafforzare l'inclusione di soggetti che formalmente sono già inseriti nell'organigramma aziendale, ma che tendono sostanzialmente ad essere esclusi al di là del contratto di lavoro. Dunque è un ricco campionario di strumenti che tuttavia, e ripeto una cosa già detta, va analizzato in chiave di effettività. Perché, lo ha ricordato la nostra amica e collega Silvana Sciarra insediandosi alla presidenza della Corte Costituzionale, il nostro ordinamento dispone di norme avanzatissime, che purtroppo però troppo spesso restano inattuate. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Paolo per questo stimolante campionario che può essere utile per ulteriori riflessioni. Un piccolo appunto, mi ha colpito il fatto che in diversi discorsi dei colleghi lavoristi è emerso il tema dello smart working, ma mi ha colpito fino a un certo punto perché in realtà nello smart working possiamo anche intravedere un bagliore di futuro, nel senso di individuare una sorta di partecipazione di tipo nuovo. Se voi pensate, la legge istitutiva del lavoro agile fa riferimento a un interesse comune del singolo datore e del singolo lavoratore. Mette in gioco il tema della competitività e il tema della conciliazione. Quindi potremmo indagare anche appunto su quei tipi di partecipazione che sono basati sugli interessi comuni dei due contraenti singoli, mentre invece sinora nei vari ragionamenti abbiamo sentito parlare di sindacati, di rappresentanze dei lavoratori, quindi di soggetti collettivi e quindi di anche rivendicazioni che ovviamente diventano omologanti e non sono, potrebbero non essere costruite su misura rispetto ai bisogni delle persone che lavorano e rispetto alle esigenze delle singole realtà produttive e territoriali. Allora, tutti questi temi però mi portano a tornare al principio, a chiedersi qual è la norma di riferimento, il faro per poter poi declinare le varie dimensioni della partecipazione. E quindi è con grande piacere che do la parola al professor Ludovico Mazzarolli e ricordo anche il gruppo di ricerca udinese, ma prima però rammentando il fatto che nelle varie unità ci possono essere anche dei inserimenti in corsa, mi scuso perché mi sono dimenticata di inserire nell'unità milanese gli ultimi partecipanti, cioè la professoressa Alessandra Sartori e il professor Stefano Corso, quindi che si aggiungono al gruppo milanese che ho indicato prima. Passando invece al gruppo udinese, appunto oltre a me, al professor Mazzarolli, alla professoressa Maria Rita D'Addezio che ascolterete fra poco, segnalo la partecipazione di Dimitri Girotto, di Francesco Bilotta e Anna Zilli, più volte già ricordati oggi, di Fabio Raimondi che abbiamo già ascoltato, di Luigi Gaudino, di Vittorio Giorgi, di Silvia Bolognini, di Nicola Strizzolo e poi anche la gradita partecipazione di Anna Troisi che proviene dall'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro. Bene, allora come promesso a questo punto torniamo all'inizio e ascoltiamo il professor Mazzarolli che interviene su partecipazione e articolo 46 della Costituzione, a 75 anni dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Vediamo che cosa è successo in 75 anni. Prego Ludovico. Grazie mille Marina. Intanto comincio con una richiesta di scuse. Mi scuso innanzitutto con i colleghi, i tanti colleghi che non ho con dispiacere potuto ascoltare per essermi collegato in ritardo rispetto all'orario di inizio di questo incontro, però i nostri colleghi di medicina hanno raramente il pregio di essere puntuali, anche quando ricevono colleghi o amici
come è stato nel mio caso stamattina. Ahimè, tocca sempre aspettarle, perché talora siamo noi ad avere bisogno di loro, anche se, come sapete ben tutti, specialmente perché siete lavoristi, accade assai più spesso il fatto che loro abbiano bisogno di noi, che non li facciamo aspettare. Ciò premesso, le mie gentili colleghe della sezione del diritto del lavoro del nostro comune dipartimento hanno nei miei confronti un atteggiamento ambivalente. Per un verso a loro non piace il mio atteggiamento in genere di carattere, diciamo così, conservatore, in pressoché tutti gli ambiti, scritti giuridici compresi. Per altro verso però credo di essere loro abbastanza simpatico, perché mi chiedono spesso di collaborare con loro, con le loro ricerche, con i loro studi, con i loro primi che loro sono capaci di vincere e io no, che spesso sono così avanti e quasi sempre declinati in inglese, di tal che io non capisco spesso all'inizio neanche di che cosa si tratta, ma accetto sempre con grande piacere i loro inviti. E il titolo dell'intervento che mi hanno affidato è la sintesi perfetta di questo rapporto ambivalente. Mi hanno solleticato all'inizio con l'attualissimo argomento della partecipazione. E io pensavo di potervi parlare di Giorgio Gaber, oppure, che so, degli appelli all'astensione dal voto di pensatori vari come Cazzullo, Santoro e Fazio. E invece tocca a me intrattenervi sull'articolo 46 della Costituzione, cioè su una disposizione apparentemente defunta, alla stregua dell'articolo 39, per capirci. Si tratta di uno di quegli articoli che giustificherebbe o sui quali si reggerebbe il cosiddetto compromesso che ha consentito di scrivere da zero e di approvare con l'88% dei consensi in soli 568 giorni, che diventano 404 se togliete i sabati e le domeniche, i 139 articoli della nostra Carta Costituzionale e le sue 18 disposizioni transitorie e finali. Cioè ben 157 disposizioni di quel livello e di quella importanza, sulla base delle quali si doveva costruire dal nulla il nuovo ordinamento repubblicano che nasceva contestualmente alla Carta stessa. Su qualcosa cedettero i comunisti e i socialisti di Unità Proletaria, su altro cedettero i democristiani, su altro ancora cedettero le forze di matrice liberale, i quali tutti insieme, comunisti, socialisti, democristiani, liberali, nel loro insieme assommavano 467 deputati sul totale di 520 costituenti e corrispondevano così a poco meno del 90% dell'intera Assemblea Costituente. Io ti do i patti lateranensi e un riconoscimento del tutto speciale alla Chiesa Cattolica. Tu però mi dai la possibilità di chiudere intese con le confessioni religiose, tutte diverse dalla cattolica. Tu mi dai un riconoscimento pieno della proprietà anche privata, io ottengo che la proprietà abbia limiti, che sia la legge a riconoscerla, che sia la legge a garantirla, che sia la legge a determinarne i modi di acquisto e di godimento, e che lo faccia allo scopo, cosa importantissima, di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Non solo, ma ti faccio inserire in Costituzione l'istituto dell'espropriazione per motivi di interesse generale, a fronte del quale istituto dell'esproprio, allora tu cedi, ma mi chiedi in cambio un indennizzo e io te lo concedo, ma senza consentirti di scrivere né che debba essere giusto, né che debba essere equo, e tantomeno che debba corrispondere al valore venale del bene. Tu pretendi
la tutela di una iniziativa economica privata che sia libera, e io lascio che così sia, purché tu mi permetta di mettere per iscritto, tra l'altro, quanto segue. 1. Che a fini di utilità generale la legge possa riservare originariamente, oppure trasferire, mediante espropriazione, e salvo indennizzo, anche qui non specificato, sia allo Stato che ad enti pubblici o a comunità di lavoratori, vi faccio notare questo particolare, o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali, oppure a fonti di energie o a situazioni di monopolio, e che abbiano tutte il carattere di preminente interesse nazionale. Generale, scusatemi. 2. Che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi mai in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, cito il testo vecchio. 3. E qui entra in gioco il nostro articolo 46, che la Repubblica, cioè in questo caso, in questa accezione lo Stato, riconosca che i lavoratori hanno il diritto a collaborare alla gestione delle aziende. Bello, importante e molto significativo nel 1947. Togliatti e Nenni, leader rispettivamente del Partito Comunista e del Partito Socialista, questo ultimo fino alla sua entrata nei governi Parri e De Gasperi 1 e 2, se ne fecero un gran vanto dell'articolo 46. Però dell'articolo 46 in 75 anni i lavoratori italiani non se ne sono fatti assolutamente nulla. E, dato ancora più interessante secondo me, nessuno dei loro rappresentanti politici lo ha mai adoperato per fare alcunché per i loro lavoratori. E la ragione è abbastanza semplice e anche forse un po' banale. Però in realtà le ragioni sono più di una, della quale la prima è spesso sconosciuta a quelli che non siano giuristi di mestiere. Quando la Costituzione viene approvata e promulgata e quando entra in vigore, il Parlamento non c'era. C'era l'Assemblea Costituente. Il primo Parlamento viene eletto solo il 18 aprile del 48. E fu allora che gli italiani scelsero da che parte stare. Andò come sapete tutti. Ma è più importante, secondo me, da questo punto di vista, ricordare sempre che la Costituzione venne scritta, per così dire, a carte politiche coperte. Ora, ogni volta che nella Costituzione si trova scritto che lo Stato, la Repubblica, l'Italia, ma talora anche la nazione, riconosce, garantisce, assicura o tutela una quale che sia posizione giuridica soggettiva e lo fa a vantaggio di chi che sia, però rimette il contenuto della posizione giuridica stessa, nel nostro caso il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, quando lo rimette ai modi e ai limiti stabiliti dalla legge, ne viene sempre che l'attuazione di un principio di per sé dotato di rango costituzionale sia rimessa alla volontà tutta e solo politica del legislatore ordinario. Ed è quest'ultimo, quindi il legislatore ordinario, che dell'articolo 46 non ha mai voluto fare alcunché. E si badi, non ha mai voluto farne alcunché né quando i governi furono monocolori democristiani, né quando si formarono le maggioranze di centro-sinistra, né dopo la caduta della cosiddetta Prima Repubblica, quando ebbero modo di alternarsi al governo, vigenti le leggi elettorali Mattarella, esecutivi di centrodestra e o di centrosinistra, né ancora
dal 2005 ad oggi, con i governi, passatemi l'espressione, multicolor, giunti al potere mentre erano e sono in vigore la legge elettorale Calderoli, quella risultante dall'incredibile intervento della Corte Costituzionale con la sentenza 1 del 2014, la legge elettorale del 15, del pari dichiarata illegittima dalla Corte, e infine la legge Rosato, che è quella attualmente in vigore, anche se non saprei dirvi per quanto lo resterà. Sarà allora triste, però la conclusione è ineludibile. La particolare forma di partecipazione di cui tratta l'articolo 46 della Costituzione non ha mai interessato governo alcuno. Il che ha fatto di quella disposizione uno degli articoli più sconosciuti, se non il più sconosciuto in assoluto, della Carta Costituzionale. Una dimostrazione pratica di quello che vado dicendo. Provate a entrare nel sito web della Corte Costituzionale e poi proseguite utilizzando il suo motore di ricerca che riguarda le decisioni dell'organo Corte Costituzionale. Utilizzate il rinvio a parametri costituzionali e sub nome comune scrivete solo Costituzione e inserite il numero 46. Un dato in tutto il motore di ricerca della Corte, 46. Sapete quante pronunce individuate così nel motore di ricerca che riguarda l'intero periodo che va dal 56 ad oggi? 8. 8 pronunce che hanno tra i parametri evocati e citati l'articolo 46 della Costituzione. E di queste 8, solo 4 sono sentenze e 4 sono ordinanze della Corte Costituzionale. In nessuna delle quali, qui credetemi sulla parola, dato il tempo che abbiamo a disposizione, in nessuna delle quali la Corte analizza, interpreta, spiega, chiarisce che cosa sia per lei l'articolo 46 della Costituzione. Non ragiona mai su quell'articolo. Vi cito le 2 righe, che avendo letto con attenzione tutte le 8 pronunce, possono dirsi significative per il discorso che andiamo conducendo. E da queste 2 righe e dalla loro significatività vi potrete rendere conto che l'articolo 46 alla Corte è un articolo sconosciuto. La Corte scrive che l'articolo 46 favorisce le forme di imprenditorialità associativa solo in presenza di un interesse generale, apprezzabile dalla discrezionalità del legislatore. In 8 pronunce, questa è l'unica frase significativa che riguardi in qualche modo l'articolo 46 della Costituzione, e non ci voleva certo la Corte a dirlo, perché bastava leggere il testo dell'articolo che dice esattamente questo. Così, tanto per darvi un'idea del raffronto che possiamo fare, nella sua quasi settantennale storia, il parametro dell'articolo 3 della Costituzione sul principio di uguaglianza compare, a fronte delle 8 citazioni di cui vi ho detto, in 12.892 pronunce. E l'articolo 117, col riparto di competenze Stato-Regioni, compare in 3.558 sentenze, dovendosi però ricordare che le regioni a statuto ordinario cominciano a funzionare solo a partire dal 1970. La mia riflessione sul perché, a mio avviso, l'articolo 46 Cost è stato così sfortunato e trascurato da tutti. E ci sono arrivato pensando proprio a questo da tutti. Posto che sia i governi di centrodestra che quelli di centrosinistra, che si sono susseguiti negli ormai
quasi 80 anni di vita repubblicana, non hanno ritenuto di dare ad esso attuazione. Mi è sembrato evidente che la ragione non poteva né può essere legata a motivi di carattere politico e quindi a ragioni dipendenti dal Parlamento, cioè dal potere legislativo. Non lo ha fatto né l'una parte né l'altra quando avrebbero potuto farlo anche semplicemente per ragioni di contrapposizione politica. Allora l'ostacolo all'articolo 46 va cercato fuori dal Parlamento. E dove, allora, se non nella volontà del sindacato, dei sindacati, della Trimurti, guarda caso espressione della volontà sindacale democristiana, comunista barra socialista o socialdemocratico barra repubblicana, che non venisse dato ad esso attuazione. Funzionando nei decenni per come è strutturato da noi, come contropotere rispetto al e non come collaboratore del governo, il sindacato non poteva accettare una sorta di sminuzzamento del potere sindacale, rappresentato da ciò che poteva diventare il diritto dei lavoratori a collaborare nei modi, nei limiti stabiliti dalla legge alla gestione delle singole aziende. E tantomeno il sindacato poteva accettare il rischio che dal punto di vista delle fonti del diritto potesse essere messa in discussione la primazia che i sindacati avrebbero sempre voluto vedere parificata alla legge ordinaria dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati, guarda caso, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il singolo contrattino della singola azienda o di più aziende raggruppate avrebbe potuto mettere in discussione anche la fonte con la F maiuscola che i sindacati considerano propria. E forse, guardando il tutto con il senno del poi, i sindacati non avevano poi tutti i torti a temere l'articolo 46. Se riflettiamo, per esempio a livello locale, sul cosiddetto modello nord-est, che privilegia un rapporto diretto tra azienda, leadership dell'azienda e suoi lavoratori, bypassando per quanto possibile, se non addirittura ignorando, il sindacato. Oppure se riflettiamo sulla vicenda Fiat e sulla sua uscita da Confindustria, avvenuta a fine 2010 per volontà di Sergio Marchionne, al dichiarato scopo di non vedere applicata alla sua azienda il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici. Il tutto con l'approvazione dei lavoratori, avvenuta attraverso il referendum di cui voi sapete meglio di me. E quindi, in fondo, puntando, riguardo al caso, su una contrattazione di carattere aziendale. Perché, a pensarci bene, quello che allora venne chiamato il nuovo contratto nazionale di lavoro per i lavoratori, notate, di tutti i soli stabilimenti Fiat, esterno agli accordi interconfederali e al CCNL dei metalmeccanici, era molto più vicino a un modello di cui è l'articolo 46, di quanto non sia mai stato un'altra fonte di livello sindacale inteso in senso ampio. Insomma, e vado a chiudere, tornando all'inizio. L'articolo 46 della Costituzione, secondo me, è una sorta di elastico. È rimasto lettera morta per decenni, ma la mia impressione è che la sua fortuna possa ancora dipendere dall'andamento della crisi in cui versa ormai da tempo il sindacato italiano. Quanto più il sindacato sta male, tanto più potrebbe godere di buona salute il diritto dei lavoratori di collaborare alla gestione delle singole aziende. Forse, per la disposizione affidatami,
non tutto è ancora perduto. Ringraziando molto le professoresse Brollo e Zilli per gli articoli di carattere lavoristico che mi hanno mandato sul tema e che è stato scritto dai colleghi Tosi e Pedrazzoli, ringrazio voi tutti per l'attenzione. Grazie. Grazie al professor Mazzarolli. Dal suo intervento avrete capito come mai le lavoriste udinesi hanno un debole per lui, anche se gli perdoniamo di essere molto conservatore. Ma ci ha fatto anche vedere l'importanza dei dati, cioè come i numeri possono illuminare e raccontare lo stato dell'arte sui temi dell'effettività dei diritti. Quindi lo ringrazio per questa ricerca certosina che ha fatto per noi, che sarà molto utile come punto di partenza. E lo porteremo anche all'attenzione del presidente del CNEL, visto che ci ha detto di tenerlo informato sullo stato di avanzamento dei lavori. Ecco, rimanendo sempre nel gruppo di ricerca dell'unità udinese, è con grande piacere che cedo la parola alla professoressa Maria Rita D'Addezio, che è professoressa ordinaria di diritto agrario ed è, permettetemi di dirlo, il pilastro dell'area giuridica dell'Università di Udine, quindi è grazie a lei che oggi siamo quel che siamo. Lei interviene in tema di primi appunti, in tema di partecipazione dei lavoratori nel settore agricolo e all'interno delle filiere produttive intersettoriali. Quindi ci occupiamo anche con preciso focus su uno dei temi degli ambiti economici in cui maggiori sono le criticità del mercato del lavoro e maggiori sono le esigenze di inclusione. Quindi ringrazio fortemente le colleghe agrariste per il loro prezioso contributo. Buongiorno, esprimo a tutte e tutti il saluto più cordiale. Ringrazio Marina Brollo non solo per le belle parole, ma soprattutto per il coinvolgimento in questo gruppo di ricerca che per la sezione udinese sarà seguito da me quando al settore disciplinare a cui appartengo anche dalla collega Silvia Bolognini. Passo subito all'intervento che rivolgerà una specifica attenzione al settore agricolo, ma settore agricolo articolato perché va fino alle filiere e inevitabilmente procederò con pochi appunti corredati da alcuni esempi utili a dare un'idea del quadro articolato interdisciplinare nel quale da una prima indagine sembrano dover muovere i percorsi di analisi e approfondimento per rispondere agli obiettivi della ricerca applicata. Le peculiarità del settore agricolo implicano la ricognizione dello stato dell'arte e la proposta di modelli di partecipazione nella prospettiva del benessere comune del lavoratore e organizzativa vadano riferite al lavoro subordinato e al lavoro autonomo. Sì, anche al lavoro autonomo, e comincio da questo, al lavoro autonomo dell'imprenditore agricolo individuale e associato. Ciò in quanto, oltre alle criticità dovute al carattere di stagionalità e di dipendenza da eventi climatici e rischi biologici che incidono su buona parte delle attività agricole e relative tipologie di lavoro, nel settore primario esistono delle delicate situazioni di debolezza contrattuale in cui spesso versa l'impresa agricola contemporanea quando inserita nelle filiere produttive intersettoriali del comparto agroindustriale comprensivo delle filiere oggi strategiche agroalimentari ed agroenergetiche. Si tratta di condizioni asimmetriche prevalentemente dovute all'autoregolazione delle compagini di filiera e alla reiterazione dell'abuso di dipendenza economica che rendono opportuna l'indagine volta a valutare l'introduzione sia di una vigilanza amministrativa, sia di formule flessibili per un'inclusione partecipata nel lavoro e nell'adozione di clausole eque di distribuzione dei poteri e di ripartizione del valore nella filiera. Cose non facili. Qualche esempio. Le campagne a prezzi stracciati frequentemente lanciate dalla grande distribuzione organizzata configurano in sostanza nuove forme di caporalato
Esse impattano negativamente sull'anello più debole delle catene, specie agroalimentari, realizzando abusi della situazione di subordinazione economico-giuridica della parte agricola rispetto alle controparti negoziali. Abusi che reclamano battaglie non indifferenti per la trasparenza e per riequilibrare le asimmetrie tra i partner coinvolti nelle filiere. Nelle ultime settimane, non è un problema solo italiano, nelle ultime settimane, a seguito dell'eccezionale rialzo dei costi di produzione, prosegue in Francia il braccio di ferro sul prezzo del latte tra le associazioni degli allevatori e le industrie di trasformazione. Di fronte alla disputa ha preso posizione il Ministero dell'Agricoltura, stigmatizzando, anzi richiamando la grande distribuzione ad assumere le proprie responsabilità e stigmatizzando che i prezzi devono essere aumentati per garantire la sostenibilità del settore lattiero-caseario. Alcune stime elaborate 3 anni fa dall'Alma Mater di Bologna riguardo alla filiera dell'ortofrutta di grande rilevanza economica per il sistema agricolo nazionale riferiscono che i produttori ortofrutticoli si accollerebbero la quasi totalità dei costi di produzione e dei rischi di impresa, l'82% e il 90%, a fronte di una redistribuzione del prezzo a scaffale che resta al di sotto del 20%. L'ultimo rivenditore si assicurerebbe il 45% del prezzo finale, contribuendo solo per il 5% sia all'investimento produttivo e sia al rischio dell'impresa agricola. La denunciata questione di debolezza, su questa questione di debolezza vi è chi pone l'interrogativo circa la possibilità o no di applicare, dopo l'emanazione del decreto legislativo 198/2021 sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare, la disciplina concernente l'abuso di dipendenza economica contenuta nella legge della subfornitura del 1998 anche all'interno della filiera agricola e alimentare. Rispetto alle realtà industriali e le peculiarità intrinseche alle attività agricole primarie e connesse di beni e servizi, determinano, specie nel primo anello delle filiere, una prevalenza di rapporti di lavoro instabili, di breve durata e di accentuata stagionalità, unitamente all'impossibilità di standardizzare numerose operazioni e alla frequente oggettiva difficoltà di realizzare meccanismi di partecipazione dei lavoratori subordinati, eteroorganizzati e non solo, cioè anche quelli autonomi, adeguati ed effettivamente inclusivi. È importante inoltre evidenziare come l'attuale espansione delle attività agricole connesse moltiplichi il numero dei lavoratori le cui prestazioni, nel caso in cui siano da qualificare agricole, devono essere tenuti in conto quando si parla di meccanismi inclusivi e partecipativi. Quindi, diciamo, il campo è molto più ampio di quello che appare inizialmente. Una rapida ricognizione anche retrospettiva delle norme concernenti il settore agricolo in senso stretto consente di riscontrare situazioni di partecipazione dei lavoratori in istituti negoziali e non, qualcuno di origine consuetudinaria, riferibili alle categorie del lavoro autonomo e parasubordinato. Si pensa ai contratti agrari associativi tipici e atipici di coltivazione della terra, tradizionali e non. I tradizionali ormai sono espulsi dal nostro, quasi del tutto dal nostro ordinamento, con la sola missione di alcune compartecipazioni atipiche stagionali, ma sono da ricordare perché costituiscono già delle prime forme di partecipazione nel settore agricolo. Attualmente invece la stipula di nuovi contratti di natura associativa per la gestione del fondo rustico è ritenuta legalmente possibile nell'ambito dell'esercizio in comune dell'attività svolta da più imprese agricole partner di un contratto di rete, la cui specifica disciplina sancisce l'espressa e totale applicazione al medesimo contratto, l'espressa e totale non applicazione al medesimo contratto delle norme imperative sui contratti agrari del 1982. Altre fattispecie di partecipazione sono rintracciabili nei contratti tipici e atipici di allevamento di animali, soccide, cosiddette nuove soccide o soccide industriali, negli spazi aperti dal recente testo unico forestale a forme tipiche non di gestione del patrimonio boschivo, nonché nell'antica struttura della comunione tacita familiare regolata dagli usi ed designata dall'Istituto dell'impresa familiare del Codice Civile, le cui disposizioni salvano le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura quando le regole dettate dagli usi non contrastino con quelle dell'impresa familiare.
Di conio abbastanza recente sono i contratti di rete, come sappiamo. Nella relativa disciplina è possibile trovare spazi utili per realizzare strutture imprenditoriali di integrazione orizzontale e verticale. Specie la fase di negoziazione per addivenire alla stipula delle seconde potrebbe essere il momento giusto per cercare di calibrare e portare a simmetria la ricorrente posizione di debolezza dell'imprenditore agricolo. La disciplina essenziale del contratto di rete dettata dal legislatore prevede una serie di regole ad hoc per i casi in cui il negozio venga concluso solo o anche da imprese agricole, senza che ciò impedisca ad esse di ricorrere ad altre strutture aggregative di imprese già esistenti nel settore primario. Si ritiene che i contratti di rete siano idonei a facilitare le aggregazioni per promuovere la crescita e l'innovazione organizzativa del comparto agricolo. Di recente, lo stesso legislatore, nell'adottare le disposizioni di governance per il Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza, il cosiddetto Decreto Semplificazione 2021, ha ritenuto di effettuare, con alcune eccezioni, l'equiparazione segnatamente agevolativa ai contratti di rete in agricoltura degli accordi di foresta, che al momento hanno solo una tipicità sociale. Accordi già in uso in alcune regioni e valutati positivamente per le loro buone ricadute ai fini della valorizzazione e della conservazione di superfici pubbliche e private agro-silvopastorali, nonché per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi. Ora, nel comparto agricolo, un input alla stipula dei contratti di rete, anche di integrazione verticale, potrebbe derivare dall'esenzione prevista entro certi limiti di tali contratti dall'applicazione delle norme europee sulla concorrenza, che vietano ogni forma di aggregazione tra imprese, come tutti sappiamo. La facilitazione, basata sul combinato disposto del cosiddetto eccezionalismo agricolo, sancito in materia di concorrenza dal Trattato sul funzionamento e dalle disposizioni del diritto derivato sulla politica agricola comune, ha una certa rilevanza di cui gli operatori dovrebbero tenere conto e in tal senso andrebbero sollecitati, perché non è molto semplice muoversi tra le norme della concorrenza e le eccezioni del settore agricolo. Andrebbero sollecitati proprio perché ci sono spazi per misure di partecipazione. Qualche strumento utile a sviluppare forme di inclusione partecipata attraverso e nel lavoro è rinvenibile in talune norme della legislazione statale e regionale sull'agricoltura sociale e relative attività. Fra le attività le più idonee ai nostri obiettivi, rispetto ai nostri obiettivi, sembrano essere quelle dirette all'organizzazione di fattorie sociali e didattiche. Perché? Perché fattispecie utili a migliorare l'inclusione, specie dei lavoratori agricoli subordinati più in difficoltà, migranti, stagionali e non solo, favorendo la loro integrazione, coinvolgendoli nelle decisioni di tutela e nella gestione concernenti le attività sociali di accoglienza e di formazione. Quindi una collaborazione dall'interno per queste attività di formazione e di accoglienza. Passiamo al lavoro subordinato, non me ne sono dimenticata. Quando adesso la questione inclusiva, partecipativa, non sembra allo stato dell'arte trovare facilmente percorsi specifici, almeno per due motivi. Uno, l'agrarietà rappresenta una qualità accidentale del rapporto subordinato, di lavoro subordinato in agricoltura, perché al di là di qualche variabile significativa, ma non sufficiente a colorare di specialità la regolazione di tale contratto, la relativa disciplina è rimessa quasi esclusivamente al rapporto subordinato tout court, che dovendo osservare al riguardo che non tutte le misure di questo lavoro subordinato tout court sono in concreto applicabili al settore agricolo. Vedo difficilmente applicabile le normative sulle delocalizzazioni selvagge e difficilmente applicabili quelle sullo smart working, se non per quelle forme di partecipazione e di comunicazione di cui parlava poco fa Marina Brollo, di comunicazione tra lavoratore e datore di lavoro, per temperare anche le situazioni più delicate. Secondo elemento della
cioè della difficoltà a trovare percorsi utili ai nostri fini nelle norme sul lavoro subordinato, sia generale che specifiche per l'agricoltura, è dovuto al fatto che appunto in queste norme non ci sono attualmente dei percorsi utili a delineare modelli di partecipazione ad hoc. Devo comunque qui far riferimento, ricordare come anche l'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro per il 2022-2025 contiene al suo interno, reiterando quello che accadeva già nei precedenti contratti collettivi, l'espansione della qualifica di lavoro agricolo, la quale non è riferita solo ai contratti tra gli imprenditori agricoli ex articolo 2135 e i loro lavoratori, naturalmente il codice civile, ma sono estesi anche alle attività affini o connesse alle agricole. Porto un esempio: sono estesi anche alle imprese di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato e ai loro operai, in cui magari di attività agricola non c'è proprio nulla per quello che riguarda la qualificazione giuridica. Da queste premesse dovrebbe essere agevole intuire che per dare risposte efficaci agli obiettivi della nostra ricerca, le riflessioni sul lavoro subordinato in agricoltura vadano maggiormente improntate, almeno prima faccia, verso l'individuazione di nuove fattispecie giuridiche anche specifiche, in base alla natura delle cose, così come diceva sempre il professore di cui sono allieva, il professor Antonio Carrozza. Da due esempi però in fieri di norme che possono, di norme specifiche. Le disposizioni che sarebbero da riservare al lavoro in agricoltura rispetto a quelle generali sulla parità di genere contenute nella proposta di legge delega al governo per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale e altre disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile. E l'altro esempio è ipotizzabile sulla base dell'input deducibile dal contratto collettivo nazionale di settore appena rinnovato e richiamato poc'anzi, se consideriamo le soddisfazioni espresse dalle segreterie delle organizzazioni sindacali firmatarie, secondo le quali con questo contratto sarebbero stati raggiunti risultati importanti a favore del lavoro dignitoso e di qualità, delle tutele economiche, del miglioramento della competitività del comparto agroalimentare e dell'approvvigionamento agroenergetico. Tornando agli ostacoli, è da vedere, no? Poi nella prassi se questo sarà e come sarà realizzato. Un altro ostacolo, l'avevo omesso prima, a reperire o a strutturare modelli di partecipazione attraverso e nel lavoro, nel settore del lavoro subordinato, è dovuto alla piaga del lavoro irregolare, che voi conoscete molto bene. Questa è una realtà che pervade l'intera filiera dei cambi, coinvolgendo lavoratori stranieri e anche italiani, e non manca per di più nei segmenti produttivi e distributivi collegati a quello primario, cioè anche nell'ambito del comparto agroindustriale che sta a valle. Ora, questi primi appunti, sono veramente primi, indicano soltanto alcuni dei percorsi di approfondimento che saranno avviati per verificare se e quali possono essere nel settore agricolo le strategie di inclusione partecipata nel lavoro, quindi di valorizzazione del lavoratore, e anche per l'adozione di clausole volte a migliorare l'organizzazione dell'azienda agricola e in un'ottica sistemica quella delle relazioni verticali con le aziende del comparto agroindustriale e delle relative infrastrutture dei mercati, i cui segmenti produttivi e di scambio inevitabilmente, come possiamo intuire, subiscono il bene e il male di quello che accade nel primo anello della filiera.
Ora, certo, ci sono delle normative, cominciamo da quelle costituzionali, cioè abbiamo delle norme costituzionali, di rango costituzionale a livello nazionale e a livello di Unione Europea che già tengono in considerazione la particolare situazione delle attività agricole per la struttura sociale in cui sono svolte, per le disparità strutturali e naturali delle diverse regioni, e lo fanno con il fine di assicurare un tenore di vita dignitoso ai lavoratori del comparto e un miglior impiego dei fattori di produzione, in particolare della manodopera. Qui abbiamo gli articoli 39 del Trattato sul funzionamento, per quella norma generale, l'articolo 3 del Trattato invece dell'Unione Europea, a livello nazionale l'articolo 44 della Costituzione, oltre a quelli più generali che riguardano il lavoro. Queste coordinate, insieme agli input che derivano dal contesto internazionale e in particolare da alcuni obiettivi dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, designano la cornice dell'indagine agraristica che sarà svolta nei termini di de iure condito e de iure condendo. A proposito, e mi sto avviando verso la conclusione, credo che sia interessante segnalare che sì, sia pure non manchino degli spazi anche nelle normative derivate, non soltanto quelle di rango costituzionale, quelle applicative, le difficoltà sono ancora parecchie. Però molto di recente nella nuova politica agricola comune che è stata varata per il 2022-2000, per i prossimi 5 anni, è stato inserito il meccanismo della condizionalità sociale. La prima volta che viene inserito nella politica agricola comune. È un meccanismo della responsabilità sociale con tutte le sue responsabilità e sanzioni che sono ben rigidamente previste e regolate nell'ambito di un apposito regolamento, e in cui si demanda agli Stati membri la scelta di indicare nei rispettivi, c'è qui una partnership tra Unione e Stati, nei rispettivi piani strategici nazionali i metodi di esecuzione della contrattazione collettiva e del ruolo delle parti sociali, anche se del caso nell'attuazione delle direttive in materia sociale e occupazionale, fermo restando il rispetto dei modelli nazionali del mercato del lavoro e dell'autonomia delle parti sociali. E qui c'è proprio una linea in cui gli agraristi devono per forza interfacciarsi con i lavoristi, quindi dovremo vedere poi l'applicazione come procederà, o come potremo anche sollecitarla noi, insomma, una volta trovati gli spazi. Le linee della PAC volte all'obiettivo della sostenibilità sociale sono articolate, ma tra le varie misure ricordo quelle destinate alla sostenibilità dei redditi, specialmente dei giovani agricoltori, alle imprese di tipo familiare, perché in questa struttura che si verifica più facilmente la collaborazione, la partecipazione, all'integrazione nell'agricoltura locale dei lavoratori stagionali, quindi ecco qui l'importanza dell'integrazione sul territorio, a favorire l'emersione del lavoro sommerso, a valorizzare la dignità del lavoratore. No, la bozza di piano italiano è stata presentata a Bruxelles, è stato mandato indietro per alcune revisioni, però che sono in corso d'opera, però sono stati recepiti, non sono stati toccati questi aspetti, tutti gli obiettivi sulla diciamo condizionalità sociale. E quindi vedremo quali saranno gli sviluppi, e noi siamo qui pronti a dare la nostra collaborazione. Grazie per l'attenzione. Grazie Maria Rita, grazie per averci indicato questo campo comune di ricerca molto sfidante. E chiudiamo con l'ultima unità di ricerca, quella bolognese. Abbiamo la presenza di Rossella Ghigi che ci porterà il contributo della sociologia, e anche per l'unità bolognese voglio ricordare il gruppo di collaboratori. È un gruppo guidato dal professor Emanuele Menegatti, c'è Anna Montanari, Davide Casale, la Rossella Ghigi che ascolteremo adesso, Paola Villano, Passini Stefano,
e poi c'è il professor Giovanni Zampini dell'Università Politecnica delle Marche, che fa parte del gruppo bolognese. Infine, new entry, abbiamo i due giovani assegnisti, Aurelio Castro e Matilde Biagiotti. Allora, è con grande piacere che cedo la parola alla professoressa Ghigi per parlarci di esclusione e di inclusione nel lavoro, dati e strumenti della ricerca empirica. Quindi ci mostrerà come sarà molto importante nell'ambito della nostra ricerca questo profilo di indagine sul campo. Grazie. Grazie mille Marina Brollo, grazie a tutte le colleghe e i colleghi per aver organizzato questo importante momento. Io ora vi parlerò appunto, come è stato anticipato, della ricerca empirica di tipo socio-psicologico, quindi cambiamo totalmente disciplina. L'ottica del PRIN, come è stato detto, è quella di essere appunto multidisciplinare. Premetto che il discorso che vi farò è il frutto del lavoro del team, ma in particolare appunto della new entry, dell'assegnista il dottor Aurelio Castro e mio. Allora, vi dicevo, vi parlerò di ricerca empirica in tema di inclusione della diversità e della partecipazione nel contesto lavorativo, in particolare dei modi in cui questi concetti sono stati operativizzati e studiati nell'esperienza concreta delle persone. In breve, cosa ci si è chiesti, come si è cercato di raccogliere dei dati e quali risultati si sono ottenuti. La nostra unità nel PRIN intende fare proprio questo, cioè raccogliere dati su cosa i lavoratori intendano per inclusione, per partecipazione, per discriminazione, come siano valutate le buone prassi eventualmente adottate, come diceva Pascucci prima, e perché questi dati possano essere di supporto ovviamente alle altre unità. Quindi cerchiamo di capire l'esperienza, la sensibilità, gli atteggiamenti delle persone per poi poter contribuire a legiferare in fondo per loro. Per far questo è necessaria una premessa terminologica. Nel linguaggio corrente si utilizzano termini diversi, a volte per intendere lo stesso ordine di problemi come pari opportunità, disuguaglianza, antidiscriminazione, inclusione, diversity management, partecipazione. In realtà ciascuno di questi termini individua prospettive, problemi e metodi di ricerca tra loro differenti. Diciamo generalmente che fin dagli anni 50 le scienze sociali si sono interrogate sulla questione della discriminazione nell'ambito della vita sociale e dunque anche nel lavoro, rispetto soprattutto all'inizio all'appartenenza razziale, mentre il tema dell'inclusione data dagli anni 60 per poi spostarsi più recentemente al tema della partecipazione, intesa come termine precisamente opposto all'esclusione. Si dice appunto ormai in letteratura l'opposto dell'esclusione non è l'inclusione, è proprio la partecipazione. Non è questo il contesto nel tempo, né c'è il tempo per tracciarne la ricca storia. Qui oggi mi concentro sulle ricerche empiriche in tema di inclusione nel lavoro, diversity management e partecipazione. In uno slogan potremmo dire che se la disuguaglianza delle opportunità è il contesto, l'inclusione è l'obiettivo e il diversity management e la partecipazione sono gli strumenti. Allora, partiamo dalla inclusione lavorativa, diretta emanazione delle politiche e delle azioni antidiscriminatorie. Questo concetto è stato elaborato in molti modi. Una nota definizione la vuole come la rimozione degli ostacoli per raggiungere la piena partecipazione e il pieno contributo del personale nelle organizzazioni. Rimuovere ostacoli, quindi inizialmente abbiamo una definizione in negativo. Shore e i colleghi, per esempio, vedono l'inclusione come un costrutto fondamentalmente bidimensionale, composto da due elementi inseparabili, appartenenza e unicità. Sono due elementi apparentemente opposti. L'idea fondamentale è che essere inclusi, sentirsi inclusi, significa riuscire a mantenere entrambe queste dimensioni di appartenenza all'organizzazione e di unicità, e che il tutto sia una questione di grado. Diciamo che a partire da questi approcci si è arrivati a una definizione di inclusione successivamente come costrutto multidimensionale che va oltre le mura dell'azienda per arrivare alla comunità circostante, al contesto nazionale e oltre. Da cui l'idea, sviluppata da alcuni autori, che l'esclusione o l'inclusione non siano, sul lavoro,
non siano due dimensioni opposte e discrete, cioè non si è mai del tutto esclusi o del tutto inclusi, ma i poli di un continuum del grado in cui ogni individuo sente di appartenere a processi organizzativi rilevanti, l'accesso alle informazioni, come è stato detto, i rapporti con i colleghi e le colleghe, la possibilità di prendere parte e influire sui processi decisionali. Perciò l'esigenza che l'inclusione si attui come partecipazione ha una definizione piuttosto è diventata in positivo. Si tratta di fornire strumenti che permettano a chiunque, con varie forme di diversità, di partecipare e sentire di appartenere a un'organizzazione senza perdere la propria unicità individuale o dover rinunciare ad aspetti di sé o della propria identità significativi. L'idea invece di diversità si è sviluppata successivamente e in parte parallelamente a quella di inclusione, almeno come elemento che entra nella sfera lavorativa e non può essere lasciato fuori. I cambiamenti demografici, la diversificazione di mercati e clienti, le nuove modalità di lavoro all'interno delle aziende e tra le aziende hanno portato a decostruire l'idea di lavoratore generico astratto che in realtà era maschio, bianco, eterosessuale, di classe media, sui 30-50 anni, abile, cristiano. Generalmente le diversità vengono distinte in letteratura tra diversità primarie o ascritte, ovvero quelle che fanno parte del patrimonio innato della persona e molto difficilmente sono modificate, come il genere, l'età, l'etnia, il credo religioso, e diversità secondarie o acquisite, più generalmente modificabili nel tempo come il percorso educativo e professionale, l'esperienza, il ruolo all'interno di un'impresa, il reddito, la collocazione geografica e così via. Le esperienze con cui si sono accolte le diversità sono altrettanto numerose. Due autori, per esempio Harrison e Klein, hanno provato a raggrupparle, arrivando alla conclusione che gli approcci alla diversità possono essere suddivisi in tre stili, grosso modo. Quelli che la interpretano essenzialmente come varietà, quelli che la interpretano come separazione e quelli che la interpretano come disparità o disuguaglianza. Solo successivamente si è concepita l'idea che queste diversità non dovessero rappresentare un ostacolo, ma al contrario diventassero una risorsa, sia per gli individui sia per le organizzazioni stesse, da qui l'idea del diversity management, come sappiamo. Secondo la definizione proposta dall'Unione Europea, questa espressione di diversity management indica lo sviluppo attivo e cosciente di un processo manageriale lungimirante, orientato al valore strategico e comunicativo, di accettazione delle differenze e uso di alcune differenze e somiglianze come un potenziale dell'organizzazione, un processo che crea valore aggiunto per l'impresa. Il diversity management attraversa l'insieme dei sottosistemi di gestione delle risorse umane come la selezione personale, i premi, le performance, la valutazione, lo sviluppo del personale, i comportamenti manageriali, con l'intento di creare un vantaggio competitivo tramite la leadership e il lavoro di squadra. Questo vantaggio in letteratura viene legato alla relazione tra diversità, creatività e innovazione, quale è quella che può derivare da una squadra di lavoro eterogenea e complementare. Secondo gli studi, per esempio, di McKinsey e Deloitte, per esempio, le aziende che adottano una leadership diversificata migliorano la propria capacità di prendere decisioni di fronte alla complessità, aumentano la propria capacità di innovare, percepiscono e gestiscono meglio i rischi, creano engagement, riducono i tassi di turnover e di assenteismo, aumentano la capacità di attrarre personale qualificato, fidelizzano i talenti, i clienti, soprattutto nelle nuove generazioni. È chiaro che la comprensione della forza lavoro e delle sue caratteristiche a fronte di mercati del lavoro nazionali poco permeabili al cambiamento è diventata fondamentale per contrastare con l'innovazione la stagnazione di aziende culturalmente omogenee. Stando per esempio alla ricerca dell'Employer Brand Research recente del 2022, la capacità di valorizzare e promuovere la diversità è uno dei parametri con i quali i potenziali dipendenti, ma anche quelli attuali, giudicano un'azienda. Secondo uno studio che ha visto la partecipazione di quasi 163.000 intervistati da 31 paesi del mondo, tra cui l'Italia con un campione di più di 6.500 rispondenti, sono soprattutto le nuove generazioni a ritenere diversità e inclusività fattori rilevanti, capaci di indirizzare verso un'organizzazione piuttosto che un'altra. Però, c'è un però. Il diversity management e le azioni di inclusione non sono esenti da problemi, anzi, problemi pratici e problemi teorici. Problemi pratici, innanzitutto.
Per esempio, Dals e Parker hanno identificato almeno 12 combinazioni diverse di gestione e risposte alle azioni, incrociando tipi di risposte strategiche, in particolare 4, la risposta proattiva, la risposta accomodante, la risposta difensiva, la risposta reattiva, con 3 tipi di implementazioni diverse di azioni, quella episodica, quella autonoma e quella sistemica. Moore, un altro autore, ha invece ridotto i prototipi aziendali a 4 comportamenti stereotipici: l'ostile alla diversità, il cieco alla diversità, l'ingenuo e l'integrazionista, e che è l'unico che si rende conto sostanzialmente delle necessità di diverse competenze manageriali per affrontare i bisogni di persone con diversi retroterra personali e culturali, è solo l'ultimo. Questi altri studi, in sostanza, mostrano che la diversità non rende un sistema più o meno efficace in maniera automatica, producendo risultati positivi o negativi in assoluto, ma che diverse composizioni di diversità hanno caratteristiche e bisogni specifici a cui alcune organizzazioni rispondono e altre no. In sostanza, pratiche e strategie blind di integrazione e accompagnamento del cambiamento rispetto alle diversità non tengono sempre in considerazione il modo in cui verranno percepite queste pratiche, per quanto magari buone, dai dipendenti, col rischio che la parte maggioritaria, in sostanza, veda la minoranza come interessata al proprio tornaconto o al tornaconto del proprio gruppo di appartenenza e in sostanza sviluppi una certa ostilità. Le criticità però non mancano neanche sul piano teorico. Perché? Diciamo, è stato sostenuto da molti autori anche recentemente che il paradigma della diversity, così come è stato implementato e sostenuto, si sia sviluppato anche perché è percepito un po' come meno minaccioso rispetto alle azioni di pari opportunità nell'accesso su più livelli del mercato del lavoro, incluse posizioni manageriali e di dirigenza. Secondo alcuni, anche parlare semplicemente di diversità o diversity management è criticabile, perché evita di parlare di disuguaglianze che nascono e continuano oltre le mura dell'azienda. Si pensi alla differenza tra, anche solo nei termini, tra un diversity manager o un diversity management e un inequality management o un discrimination manager. Il rischio di assumere il tema della gestione della diversità dimenticando che nella maggior parte dei casi è in realtà disuguaglianza e non semplice differenza, è quello di depoliticizzare e semplificare processi aumentando le quote di rappresentanza ma senza affrontare i fattori strutturali che causano discriminazione sul lavoro. Diversificare la forza lavoro diventa una competizione da misurare tramite indicatori di performance e profitto anziché di etica e tutela del personale. Da qui l'idea più completa di partecipazione, che assomma la questione del vantaggio competitivo, che è innegabile ed è già stato detto, a quella più propriamente politica del lavoro, inserendola in una visione di interesse collettivo. Ma dal punto di vista empirico, e qui diciamo l'aspetto sociologico o psicosociale entra più in gioco, come sono state studiate l'inclusione e l'esclusione, la partecipazione nel luogo di lavoro, la loro assenza o viceversa gli effetti della loro presenza? Allora, gli studi iniziali a partire dagli anni 60 puntavano a fornire semplici checklist o diagrammi di flusso sull'inclusione delle donne o dei neri nella forza lavoro. Oppure, per esempio, prevedevano e osservavano l'effetto di figure di mentoring, di cambiamenti di leadership, di azioni sindacali o sistemi di tirocinio dedicati a persone target. Dopo gli anni 60 e 70 e le prime leggi della tutela lavorativa, almeno negli Stati Uniti, che ovviamente sono il paese pioniere per questo tipo di studi, si è iniziato a esplorare risultati e pratiche di diversity management più propriamente dette. E cornici teoriche più utilizzate, soprattutto in psicologia sociale, diciamo gli strumenti con cui si è andato ad analizzare questo tipo di effetti, sono sostanzialmente quelli legati all'identità sociale o alla categorizzazione di sé e connesse a studi di livello organizzativo, per esempio il tokenism o l'attraction, selection, attrition theory, la signaling theory, la institutional theory, eccetera.
Altri approcci invece si sono rifatti al modello dell'elaborazione e categorizzazione, che combinavano in sostanza la categorizzazione sociale con le prospettive del decision making. Oppure il modello del Microdynamics and Stereotyping in Teams, che comprendeva come la stereotipizzazione possa sia beneficiare sia danneggiare il funzionamento dei gruppi. E poi si sono sviluppate sempre di più scale psicologiche validate, tipo la Workplace Culture Scale, la Workplace Exclusion Scale, la Perceived Group Inclusion Scale, la Climate for Inclusion Scale, eccetera, sono tantissime. La letteratura, tra l'altro, ci riporta però non soltanto di strumenti validati, ma anche di diverse metodologie di indagine che vanno dall'inchiesta telefonica all'osservazione etnografica. Ovviamente con metodi diversi si colgono cose diverse e tutto dipende dal mio obiettivo di ricerca e dalla mia popolazione. Se l'obiettivo è la discriminazione percepita, chiaramente posso pensare a questionari che direttamente interrogano le persone su questo punto. Se il mio obiettivo invece è capire le dinamiche relazionali, sarà l'osservazione lo strumento più adeguato. Se voglio studiare atteggiamenti o comportamenti discriminatori inconsapevoli, allora vado a utilizzare per esempio situazioni sperimentali, o utilizzo tecniche psicologiche, per esempio quella basata sull'associazione di parole. Dall'altra parte, non dimentichiamoci, una survey online è adatta a una popolazione che ha accesso a alfabetizzazioni digitali, mentre con certe categorie di lavoratori devo andare sull'intervista faccia a faccia o sull'osservazione. Insomma, ovviamente io, qui raccolgo varie problematicità, ma le metodologie sono tante. Faccio 3 esempi che possano valere per una enorme letteratura. Prendo quello per esempio di Abramovitz e Zelnick che nel 2021, molto recente, hanno voluto studiare l'impatto della direzione e della gestione delle risorse umane su lavoratori e lavoratrici neri nel settore dei servizi alla persona negli Stati Uniti. Cosa hanno fatto? Hanno collaborato con alcune organizzazioni di gestione delle risorse umane e con i sindacati, hanno distribuito quasi 3.000 questionari online, raccogliendo voci di dipendenti, supervisor, dirigenti. Il risultato è stata la constatazione dell'insofferenza verso alcune pratiche manageriali, ma certamente qui siamo nel dominio di ciò di cui io sono consapevole e quindi vado a rispondere a un questionario su questo. Altri, per esempio Scott, qualche anno fa, per studiare dinamiche di inclusione o esclusione di persone, all'epoca si diceva transessuali, oggi il termine è cambiato e si utilizza piuttosto transgender, ma utilizzo il termine del 2004, per studiare dinamiche di inclusione o esclusione di persone transessuali, ed è questo un ambito in cui la desiderabilità sociale è molto alta, quindi una persona non risponde in maniera schietta spesso a domande su questo tema. Ecco, in questo caso gli autori hanno optato per il case study, studiando il modo in cui una specifica persona transessuale è stata accolta nella sua transizione in un ambiente di lavoro, con un'osservazione partecipante, interviste faccia a faccia a colleghi, dirigenze, eccetera. Altri ancora, per esempio Burke e Taylor, volendo studiare salute e conciliazione di madri lavoratrici e partecipazione alla sfera lavorativa, hanno optato per una survey inviata per posta cartacea, a cui è seguito un follow-up telefonico a distanza di tempo. Insomma, i metodi sono tanti. In Italia anche abbiamo alcune importanti indagini sul tema, ne cito alcune. Istat e UNAR, per esempio, hanno raccolto nel 2019 informazioni sul diversity management per le diversità LGBT e le azioni per rendere inclusivi gli ambienti di lavoro realizzate da tutte le imprese con almeno 50 dipendenti nell'industria e nei servizi. È stata un'indagine distribuita tramite un modulo ad hoc inserito in altre indagini Istat, con l'obiettivo di raggiungere alti tassi di risposta e una buona qualità dei risultati, data la fidelizzazione dell'impresa a queste stesse indagini e grazie anche al coinvolgimento delle figure responsabili delle risorse umane quando c'erano. La raccolta dei dati è avvenuta con la tecnica del questionario in formato elettronico tramite il portale Istat delle imprese. E il quadro presentato, tra l'altro, stima che nel 2019 oltre un quinto delle imprese, ma parliamo, ripeto, di quelle dai 50 dipendenti in su, ha adottato almeno una misura non obbligatoria per legge con l'obiettivo di gestire e valorizzare le diversità basate su genere, età, cittadinanza, convinzione religiosa o disabilità. Quali tipo di misure? Ve lo racconto. Si è trattato di prevenire soprattutto atti discriminatori all'interno dell'impresa, favorire il benessere, la soddisfazione di chi lavora, questo è quasi la metà delle imprese che l'hanno fatto, incentivare capacità e talenti del personale,
oppure attrarre il personale migliore indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Mentre soddisfare le richieste di equità del personale è stata, per chi l'ha fatto, la motivazione minore. E le imprese che non hanno fatto nulla? Beh, quelle che non hanno fatto nulla lo hanno motivato nella quasi totalità dei casi, nel 78% dei casi, dicendo che non ne vedevano la necessità, oppure che non ritenevano le misure di diversity management o di inclusione sufficienti, oppure ritenevano che il loro spazio di lavoro fosse già abbastanza inclusivo. Questa survey è stata poi arricchita con interviste a potenziali stakeholders, scelti tra associazioni di categoria, pubblica amministrazione, organismi di parità e sindacati. Quindi una survey online a cui è stata accompagnata una ricerca anche di tipo qualitativo. Ci sono anche altri studi che hanno adottato questi metodi, per esempio penso allo studio dell'Istituto Cattaneo che nel 2007 con Eurisco e Ministero del Lavoro ha raccolto dati da 7.300 lavoratori e lavoratrici su discriminazione percepita e vissuta nell'accesso al posto di lavoro. In quel caso invece erano questionari faccia a faccia. A volte, insomma, quindi le ricerche diciamo sono ampie, a volte invece si va a misurare la partecipazione nel contesto di lavoro con ricerche che riguardano tutt'altro e non sono legate al contesto di lavoro. Un altro esempio è proprio quello sempre dell'Istat con UNAR del 2020-21 che hanno voluto indagare le discriminazioni lavorative delle persone LGBT rivolgendosi a chi? Non alle aziende, ma alle oltre 20.000 persone residenti in Italia che risultavano registrate come unite civilmente. E quindi sono andate a essere interpellate sempre con tecnica di questionario online. Hanno risposto moltissime persone, circa il 42% del totale, è tantissimo. E hanno peraltro riportato discriminazioni sul lavoro dovute a orientamento sessuale e genere o all'intersezione di questi due fattori, oltre a forme di demansionamento, soffitto di cristallo, minacce, calunnie, aggressioni, episodi di outing da parte di colleghe e colleghi che quindi hanno dichiarato il loro orientamento sessuale al loro posto, diciamo, oppure microaggressioni. Queste tecniche, anche queste, qui chiudo, non sono esenti però da problemi. Innanzitutto è marcato l'effetto di autoselezione dei rispondenti, cioè sappiamo ormai che rispondono maggiormente persone con titolo di studio elevato, di cittadinanza italiana, soprattutto residenti al nord. Per correggere tali effetti di solito che cosa fa? Si adotta una post-stratificazione, ma anche questa non è esente da criticità. Ma il problema maggiore è che in Italia sono le aziende più grandi a essere più sensibili all'argomento e spesso sono le più propense ad avere una figura dedicata al tema e sono quelle che si lasciano studiare su questo, mentre le piccole e medie imprese, che rappresentano una quota importante del nostro tessuto produttivo, sono proprio quelle più restie o incapaci tanto a gestire il tema della diversità quanto a voler contribuire ad affrontarlo con lo studio. Ne va dimenticato che indagare forme di diversità e inclusione non vuol dire mettere da parte la discriminazione lavorativa che avviene fuori dal luogo di lavoro. E qui chiudo. Non dobbiamo infatti dimenticare che non sono le caratteristiche identitarie individuali delle persone a essere la causa delle difficoltà sul lavoro, ma le forme strutturali di oppressione, il sessismo, il razzismo, l'abilismo, l'omo-lesbo-transfobia a incitare e legittimare le pratiche discriminatorie. È questo il principio per cui la partecipazione guarda sempre dentro e fuori dalle mura di un'azienda e di una organizzazione. Grazie. Benissimo, grazie per il contributo stimolante. E a questo punto chiudiamo, ringrazio tutti i partecipanti, segnalo che il prossimo appuntamento per i lavoristi sul tema della partecipazione sarà nell'ambito dei seminari bolognesi dedicati a Bertinoro, 15 e 16 dicembre. E che il video dell'iniziativa di oggi sicuramente sarà pubblicato su Play Uniud, poi se sarà possibile sarà disponibile anche su Olympus, sul sito dedicato al nostro PRIN. Vi ringrazio tantissimo e arrivederci alla prossima puntata.